Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Palamellano di Sesto. Sta per iniziare gara 1 della finalissima playoff del campionato di Serie C Silver. Sustentu Sestu contro Esperia Cagliari, una sfida che vado a presentare in compagnia di Marco Secci, general manager del Sustentu. Partita, come detto, che sta per iniziare, palestra piena però quasi da 3/4 d'ora. Marco, una finale a cui arrivano due squadre che sono già qualificate alla fase nazionale, però c'è in palio questo titolo di campione regionale che sarà sì platonico, però nessuno vuole lasciare lì. Buonasera a tutti, intanto felicissimi di essere qui. Mi sembra ieri quando abbiamo presentato la squadra a Sustentu. Abbiamo fatto tanta strada, molto contenti, abbiamo passato anche qualche momento difficile, ma adesso ci meritiamo questa finale, penso. Rispetto a gara 2 contro Sinnai c'è Graviano, c'è Pilo, non ci sono però Davide Melis e, notizia dell'ultimissima ora, Alessandro Secchi. In che modo, ti chiedo, queste due defezioni potrebbero pesare? Secchi veramente non abbiamo ancora notizie, quindi adesso vediamo un attimo. Sono contento che hai citato anche gli assenti, perché manca anche Davide Ciccotto, che purtroppo possiamo andare in panchina solo in 12, quindi voglio dire, la forza di questa squadra penso sia il gruppo. Quindi anche gli assenti si sono allenati in maniera importante fino ad oggi, tutta questa settimana, come se fossero convocati. Niente, sì, abbiamo recuperato Pilo, era influenzato fino a 2 giorni fa, e vediamo un attimo. Dall'altra parte c'è l'Esperia, squadra molto forte che si è rinnovata nel corso della stagione, con tanti ex che sono rimasti amici, mi pare. Sono buonissimi rapporti sia con i giocatori ma soprattutto con la società Esperia. Oggi mi dispiace non ci sia il presidente Giovanni Zucca, che saluto, però sì, buonissimi rapporti, abbiamo condiviso bellissimi momenti insieme con Federico Nanni, anche Francesco Vaccargiu, che è comunque un nostro giocatore. Ci fa piacere affrontarli, penso che anche loro si siano meritati la finale. Quel che è certo, come abbiamo detto prima, è che ci sarà una fase nazionale da affrontare. Sustentu, insomma, come arriva questa fase nazionale? State già dando un'occhiata a quelle che potrebbero essere le possibili trasferte? Sì, assolutamente, stiamo già controllando. Tra l'altro per una questione di costi. Esatto, per una questione di budget, quindi purtroppo avremo trasferte impegnative sia da un punto di vista proprio della distanza che da un punto di vista tecnico, che sono bellissime squadre con giocatori anche che hanno militato in campionati superiori. Però vediamo, adesso ci concentriamo sull'Esperia, ce la giochiamo, e ho già detto contro Sinnai che per i ragazzi penso che sia un bellissimo momento e sia il giusto premio per una bellissima stagione che si spera sia ancora ricca di soddisfazioni. Ci attendiamo una partita bella e equilibrata tra due squadre più o meno, insomma, dello stesso livello. Tu cosa ti aspetti? Sono una squadra, parlo di loro, anche se io lo dico sempre ogni volta che ci vediamo, che dobbiamo pensare a noi, però loro ovviamente sono una buonissima squadra, hanno cambiato in corsa, hanno fatto 3 innesti molto importanti, tant'è vero che sono andati a completare un quintetto base, quindi non li scopriamo noi. Adesso però io penso che dipenda molto da noi, speriamo sia una bella partita. Assolutamente sì, grazie mille Marco Secci, general manager del Sustentu, che va a raggiungere la panchina tra pochissimo. Intanto abbiamo rischiato grosso con un pallone vagante già ben prima dell'inizio della partita. Mancano circa 10 minuti alla palla 2, tra qualche istante andremo a sentire dalla viva voce dello speaker del Palamellano la presentazione delle squadre che scenderanno in campo. Dunque rimanete su directasport.it e su sardegnasport.com. Tra 10 minuti, come detto, la palla 2 di Sustentu Sestu Esperia Cagliari, gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silver. Scende dal campo
Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, siete nuovamente collegati dal Palamellano di Sestu. Tra pochissimi istanti la palla 2 di Sustentu Sestu Esperia Cagliari, gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silver. Le squadre sono già in campo, l'incontro verrà diretto dai signori Luca Masia di Sassari e Luciano Riccardo di Calasetta. Sustentu padrone di casa senza Davide Melis e Alessandro Secchi, come avete sentito nella copertina di presentazione della gara, con Marco Secchi, general manager del Sustentu Sestu. Schiera sul parquet il playmaker Mauro Graviano, assieme a lui ci sono Nicola Elia, Edoardo Melis, Gianmarco Fois e Fabio Villani, il capitano, che dunque, come già era stato in gara 2 contro Sinnai, parte in quintetto dopo i problemi fisici che hanno tormentato la sua stagione, che lo hanno costretto a stare fuori per lunghi mesi. Intanto l'inizio della partita è ritardato, le ore 19 sono trascorse già da qualche minuto, però si deve attendere per sistemare, insomma, il pubblico a fondo campo. Davvero tantissima gente quest'oggi al Palamellano di Sestu. Non sono bastate le gradinate dell'impianto sestese per contenere tutti gli appassionati che avrebbero voluto seguire dal vivo questa sfida. Siamo in debito del quintetto dell'Esperia, che è sceso sul parquet con Pedrazzini, Putignano, Musiu, Spampinato e Salone. Intanto si lotta sotto canestro, riesce a toccare Maurizio Pedrazzini, allora parte il contropiede dell'Esperia che si affida alle mani di Francesco Musiu, uno dei tanti ex di questa partita. Ha ceduto a un altro ex, Andrea Spampinato, arresto e tiro letale con la mano sinistra. Il primo canestro di questa partita porta dunque la firma dell'ex giocatore, tra le altre della Dinamo Sassari. 2-0 Esperia, prova a rispondere il Sustentu, chiamato fuori dall'area Edoardo Melis, che tenta l'iniziativa personale attaccando dal palleggio Maurizio Pedrazzini. Ha provato a batterlo in velocità, non ci è riuscito il pivot di casa Sustentu. Allora siamo già dall'altra parte con Jonathan Putignano, che è accoppiato con Gianmarco Fois, prova la partenza in palleggio, cambio di mano, arresto e tiro di Putignano, sbaglia bel rimbalzo di Edoardo Melis. L'ultimo tocco a rimbalzo però è di Jonathan Putignano. Allora si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore del Sustentu Sestu. Nicola Elia ha già chiamato lo schema, la pressione di Musiu su Graviano, subito vuole rosicchiare qualche secondo il playmaker dell'Esperia al suo diretto rivale, senza problemi però Graviano dall'altra parte del campo. Il pallone di ritorno di Gianmarco Fois, sempre all'indirizzo di Mauro Graviano, prova a uscire dai blocchi Villani, che si fa largo usando il fisico da 3 punti. Una tabellata però per Villani, recupera il rimbalzo lungo Salone, scusate, Spampinato dall'altra parte, con un po' di fortuna in questo caso riesce a mandare a segno la tripla del 5-0 Esperia. Partenza bruciante per la formazione di coach Roberto Fioretto, 5 punti tutti messi a segno da Andrea Spampinato, che dunque sta facendo la voce grossa in questo inizio di partita. Prova a mettersi in ritmo anche Nicola Elia da 3 punti, primo ferro per lui, gran rimbalzo però da parte di Edoardo Melis, giro sul perno, c'era il fallo, infatti viene fischiato dal signor Luciano di Calasetta, pur con qualche istante di ritardo. Fallo di Pedrazzini su Edoardo Melis, che dunque avrà l'occasione dalla lunetta di realizzare i primi punti della partita per l'Accademia. Primo fallo della partita anche di Maurizio Pedrazzini. Edoardo Melis è pronto in lunetta, parte in quintetto e sarà fondamentale nel corso di questa partita, stante anche l'assenza di un altro lungo importante di casa Accademia come Alessandro Secchi. Tanti minuti per lui, immagino tanti minuti più avanti anche per Mauro Passaretti sotto le planche. Intanto è arrivato un 2-2 da parte di Edoardo Melis, già dall'altra parte dell'Esperia, con il lavoro dal palleggio di Musiu. Il pallone in punta per Pedrazzini, batte dal palleggio con una gran partenza Edoardo Melis, poi finisce per terra Gianmarco Fois. Se non ho visto male dovrebbe essere stato commesso proprio da lui il fallo su Maurizio Pedrazzini, che attaccava dunque anche lui dal palleggio il suo diretto avversario, ovvero Edoardo Melis. Duello interessante questo tra pivot abbastanza mobili. Intanto coach Marco Sassaro a colloquio con Musiu, spiegazioni anche tra Nicola Elia e il signor Riccardo. Probabilmente ci sono dei liberi per Pedrazzini, che non era in fase di tiro secondo il tecnico di casa Sustentu. 2 liberi allora per Maurizio Pedrazzini, e questa la decisione arbitrale, cioè da asciugare il parquet. Se ne incarica in prima persona Andrea Spampinato. Direttasport.it, sardegnasport.com. Come nel corso di tutta questa stagione al fianco dell'Accademia
Basket al fianco dei Pirati anche nel corso di questa finalissima del campionato di Serie C Silver, ma vi racconteremo poi più avanti anche le sfide interne della fase nazionale dei Pirati e saremo al Pala Esperia anche mercoledì per raccontarvi gara 2 di questa finale che si preannuncia quanto mai appassionante. Intanto mette il turbo Mauro Graviano, va dentro, non riesce nessuno a tenere la sua straripanza fisica, costretta al fallo la difesa dell'Esperia. 2 liberi allora anche per Mauro Graviano, 7-2 Esperia il punteggio, 7:58 ancora da giocare nel corso del primo quarto di gioco qui al Palamellano di Sestu, quando Mauro Graviano è pronto a eseguire i suoi liberi. Primo libero a segno per Mauro Graviano, dunque accorcia sul 7-3 per l'Accademia. Secondo libero a segno anche questo per Mauro Graviano, allora -3 per la formazione allenata da coach Marco Sassaro. Porta il pallone come sempre in zona offensiva per la formazione granata. Francesco Musiu sale e riceve Maurizio Pedrazzini, si fa vedere fuori dai blocchi Salone che riceve il passaggio consegnato, si sente in ritmo da 3 punti Salone che però prende solamente il secondo ferro. Rimbalzo conquistato dal Sustentu, prova a prendere la linea di fondo Fabio Villani, trova però la via ostruita dalla buona difesa da parte di Salone, allora si torna in punta da Graviano. 12 secondi per il tiro, bel gioco a 2 tra Melis e Graviano. Melis che però non va su subito come gli indicava tra l'altro coach Marco Sassaro assieme al suo vice Nicola Massa. Tituba un po' troppo Edoardo Melis e finisce col commettere infrazione di passo, infrazione puntualmente segnalata dal duo arbitrale. Allora prova a ripartire l'Esperia, stavolta con Andrea Spampinato, il passaggio in punta ancora per Pedrazzini, da 3 punti a segno letale Maurizio Pedrazzini. 10-4 il punteggio, più 6 Esperia che ha iniziato molto bene questa partita. Vediamo come risponde allora l'Accademia che si affida a Mauro Graviano. L'uscita dei blocchi di Nicolelia, controllato bene da Spampinato, allora ci si affida a Fabio Villani che prova un'altra volta a prendere la linea di fondo. C'è il giro sul perno e il tiro in allontanamento che però è sbagliato. Allora contropiede 3 contro 2 dell'Esperia, messo in ritmo Spampinato, ancora da 3 punti, ancora a segno Andrea Spampinato, protagonista assoluto di questo inizio di partita. 13-4 più 9 Esperia, time out Sassaro. Si torna a giocare al Palamellano di Sestu, inizio di partita targato Andrea Spampinato, gran protagonista del vantaggio della formazione granata sul 13-4, 6:35 al termine del primo quarto. Attacca Edoardo Melis in punta, accoppiato anche in questo caso con Maurizio Pedrazzini, si fa vedere fuori dall'arco dei 3 punti Mauro Graviano che riceve il palleggio di Graviano, fuori per Nicolelia, la partenza in palleggio di Nicolelia, sgambettato in maniera del tutto involontaria da Spampinato, finisce a terra Nicolelia, arriva puntuale il fischio della coppia arbitrale a sanzionare il primo fallo della partita di Andrea Spampinato. Rimessa dal lato di cui si va a incaricare Fabio Villani, un'occhiata dentro per Fabio Villani, esce fuori dai blocchi Edoardo Melis che riceve, poi passaggio consegnato per Mauro Graviano, ancora difesa molto dura su Fabio Villani che riesce comunque a guadagnare un minimo vantaggio su Salone, poi si va in post con Gianmarco Fois accoppiato con Jonathan Putignano, cercava un difficile tiro in allontanamento, voleva anche un fallo Gianmarco Fois, non viene però accontentato dagli arbitri, allora attacca dall'altra parte l'Esperia con lo stesso Jonathan Putignano che ha restituito il pallone a Musiu, rischia l'infrazione di passi Musiu che torna poi in punta da Putignano, partenza in palleggio di Putignano che sfida Fois, torna da Salone, allunga un braccio di troppo forse in difesa Fabio Villani, fallo del capitano del Sustentu, rimessa in zona d'attacco in favore dell'Esperia. Questo era il terzo fallo di squadra commesso dal Sustentu nel corso del primo quarto di gioco. 5:50 Musiu da 3 punti senza gran difesa, sbaglia però solamente il primo ferro per Musiu, costretto a fermarsi Graviano che poi perde banalmente il pallone, contropiede a tutta velocità, va fino al capolinea Andrea Spampinato, fallo di Nicolelia, palla persa in seguito a un'incomprensione tra le guardie dell'Accademia. Andrea Spampinato ancora in lunetta per 2 liberi, potrà allungare allora ancora il margine di vantaggio in favore dell'Esperia. Andrea Spampinato, 13-4 come detto il punteggio. Allora coach Marco Sassaro corre ai ripari e ha già pronto il primo cambio di questa partita con Mauro Passaretti che andrà verosimilmente a rilevare Edoardo Melis o forse Gianmarco Fois per alzare il livello dei centimetri nella batteria dei lunghi del Sustentu. Vedremo quella che sarà la scelta del tecnico di Casa Accademia Basket, leggermente dolorante forse anche Fabio Villani, spesso
corpo a corpo con Salone in questo inizio di partita. Secondo libero assegno per Spampinato, allora arriva il cambio, il giocatore deputato a uscire è proprio Edoardo Melis. Entra dunque Mauro Passaretti, primo cambio della partita in casa su Stentu. 5:39 al termine del primo quarto. Ora sono 11 le lunghezze di vantaggio in favore dell'Esperia, che difende contro l'offensiva proprio di Mauro Passaretti. Taglio dentro di Villani, fuori si va da Gianmarco Fois e poi nuovamente in punta dove c'è Fabio Villani. Riceve ora Mauro Graviano, accoppiato con Musio, avrebbe lo spazio per il tiro. Graviano che però dà dentro a Passaretti, accoppiato con Pedrazzini, si appoggia al vetro, è sfortunato però Passaretti. Rimbalzo lungo controllato da Salone e allora parte ancora l'Esperia che può correre con Pedrazzini da 3 punti senza la mano alzata da parte della difesa. Va ancora a segno, dominio totale dell'Esperia nel corso di questo primo quarto di gioco. Siamo a metà della prima frazione infatti e i Granata sono avanti di ben 14 lunghezze sul 18-4. Prova a rispondere Nicola Elia, anche qui arriva un errore, voleva un fallo, non viene accontentato Elia. Allora c'è Salone ora da 3 punti, anche Salone va a segno. Mamma mia, che percentuali per l'Esperia in questo inizio di partita. Su Stentu annichilito, 21-4 il punteggio. 4:35 al termine del primo quarto. Il Palamellano che soffre in silenzio per questo inizio di partita terribile davvero di Villani e compagni. Qui prova il capitano con coraggio ad andare dentro, guadagna quantomeno un fallo da parte della difesa. Terzo fallo di squadra, anzi quarto fallo di squadra per l'Esperia, ancora rimessa dal lato, stavolta se ne incarica Nicola Elia che chiama lo schema, l'uscita dei blocchi di Passaretti che riceve lontanissimo da canestro e poi si affida al suo playmaker Mauro Graviano. Si va dentro in ricezione profonda dove c'è Gianmarco Fois, raddoppiato, arriva la stoppata da dietro da parte di Pedrazzini, irregolare secondo gli arbitri. Allora 2 liberi per Gianmarco Fois che può regalare un po' di ossigeno al Sustentu. Come detto, inizio di partita terribile per i Pirati, sotto sul 21-6. Viene cambiato ora il punteggio, anzi nuovamente a 4. Qualche problema probabilmente al tavolo con il punteggio ufficiale della partita. Primo libero sbagliato intanto da Gianmarco Fois, davvero inizio di partita stregato per il Sustentu. Ora anche il pubblico sestese cerca di incoraggiare i propri beniamini con un seppur timido applauso. Arriva l'1-2 per Gianmarco Fois, 21-5. Musiu tenta lo scarico, capisce il tutto però Villani che parte in contropiede. Servono queste giocate da parte del capitano Villani che però non riesce a chiudere il contropiede. C'è Graviano, poi Passaretti da sotto, corregge Mauro Passaretti e questo è l'atteggiamento giusto per il Sustentu se vuole tornare a contatto. 21-7 ora il punteggio, mentre attacca Pedrazzini, qualche difficoltà nella ricezione, accoppiato con Nicola Elia. Che classe per Maurizio Pedrazzini, a segno con il tiro dalla media distanza, davvero un campione che non ha bisogno di presentazioni. Ora 23-7 in favore dei Granata. Nicola Elia si mette in proprio, vuole provare a risolverla. Fallo ancora della difesa, quinto fallo di squadra in questo caso da parte dell'Esperia. Proteste da parte di coach Marco Sassaro, probabilmente per i contatti su Nicola Elia. Fallo di Spampinato in precedenza, 2 liberi come detto per Nicola Elia, decisivo, ma probabilmente decisivo è dir poco per il Sustentu nel corso dell'ultima gara giocata dai Pirati in quel di Sydney, gara 2 decisiva. Intanto quello commesso da Spampinato in precedenza era il secondo fallo della partita e dunque coach Roberto Fioretto lo richiama in panchina. Sul parquet c'è con la canota numero 25 Francesco Vaccaggiu. Dicevamo in precedenza di Nicola Elia, protagonista a Sydney con ben 35 punti, davvero prova mostruosa per il giocatore più esperto di cada Sustentu che per ora va a sbagliare il primo tiro a cronometro fermo. 3:35 al termine del primo quarto, 23-7, inusuale 0-2 per Nicola Elia. Qui c'era un fallo a mio avviso abbastanza evidente su Gianmarco Fois a rimbalzo. Dall'altra parte Salone prova a punire il rientro difensivo un po' tardivo da parte del Sustentu e insorta tutta la panchina dei Pirati in precedenza. Qui infrazioni di passi abbastanza evidente, probabilmente Pedrazzini non si è accorto del passo in più commesso nel tentativo di andare in penetrazione e infrazione di passi, come detto dunque da parte di Maurizio Pedrazzini. Palla persa dall'Esperia, Esperia comunque sempre avanti sul punteggio di 23-7, 3:19
al termine del primo quarto coach Marco Sassaro è a colloquio con uno dei due arbitri, in particolare con Luca Masia di Sassari. Si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dei Pirati, con Fabio Villani che va a eseguire la rimessa. Subito Musiu a prendere Graviano lontanissimo da canestro per cercare di disturbarlo, di infastidirlo, di rubargli qualche secondo. Ancora Graviano dal palleggio, il taglio di Villani, prova a prendere posizione spalle a canestro Passaretti che però non riesce nel suo intento. Allora attacco fermo per il Sustentu con Graviano che si deve inventare qualcosa. 8 secondi, rischia la palla persa, Villani la recupera, piazzato sfortunato da parte del capitano del Sustentu. Rimbalzo lungo, appannaggio di Maurizio Pedrazzini. È già ripartita l'Esperia con Francesco Vaccargiu e fallo in attacco qui da parte di Putignano che era accoppiato con Graviano. Ha provato a sfruttare il più possibile il mismatch favorevole Jonathan Putignano, ha finito però secondo gli arbitri con lo spingere un po' troppo il suo avversario. Dunque fallo in attacco ed è il secondo anche per Jonathan Putignano, mentre coach Marco Sassaro ha provveduto al secondo fallo dal secondo cambio della sua partita con Fabio Villani, capitano del Sustentu, che è stato richiamato in panchina. Al suo posto è entrato Mirko Pilo, non al meglio però prova a stringere i denti la guardia sassarese classe 1988. Intanto si va a spalle a canestro con Elia che serve il taglio di Passaretti, sbaglia però si divora un canestro Mauro Passaretti che sarebbe stato davvero importantissimo sul gran passaggio dal post di Nicola Elia. Dall'altra parte già l'Esperia con Vaccargiu, ancora Putignano che prova a prendere posizione, stavolta con Fois, il recupero di Mauro Graviano che si lancia a tutta velocità, fermato dal fallo di Vaccargiu che non lo vuole far correre, e dunque fallo che manderà in lunetta ancora il playmaker del Sustentu quando mancano 2 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Cambio ancora per coach Roberto Fioretto, come detto in precedenza 2 falli per Putignano, e allora non vuole preservare il suo tecnico che manda in campo Federico Nanni, un altro degli ex di questa partita, ha difeso i colori del Sustentu nel campionato di DNC, ha cambiato maglia nel corso di questa stagione, ha iniziato la stagione a dire il vero in Serie D con l'Oratorio Superga di coach Pintonello, e poi in corso d'opera è passato all'Esperia dove è andato a rinforzare la batteria dei lunghi. Intanto 2 su 2 per Graviano dalla lunetta, l'Esperia in attacco con Nanni, il passaggio per Pedrazzini, attaccato forte da Fois che finisce a terra. Non c'è fallo in attacco, non c'è fallo nemmeno in difesa, allora si prende il tiro Pedrazzini che però non è fortunato, e allora si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Sustentu Sestu. Riepiloghiamo la situazione, 23-9 in favore dell'Esperia, 1:57 per chiudere il primo quarto. Time out chiamato da coach Roberto Fioretto e piccola pausa per noi. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Palamellano di Sestu. Il Sustentu è sotto per 23-9 contro l'Esperia, ma vuole tornare in partita ora all'offensiva di Gianmarco Fois che prova a usare il fisico contro Nanni, non è fortunato però nella conclusione. Allora Nanni lotta sul pallone vagante, riesce a tenerlo tra le mani per l'Esperia, Esperia che poi va a perdere il pallone per un fallo in attacco, un blocco irregolare probabilmente da parte di Maurizio Pedrazzini, dovrebbe essere stato lui l'autore di questo fallo, e così è questa la segnalazione del signor Luciano Di Calasetta. Secondo fallo allora anche per Maurizio Pedrazzini, e questo inizia ad essere un dato preoccupante per coach Roberto Fioretto. Attacca il Sustentu con Mauro Graviano che ha ceduto all'indirizzo di Mauro Passaretti, poi il pallone in punta per Gianmarco Fois, si propone e riceve ora Mirko Pilo accoppiato con Vaccargiu, la partenza in palleggio di Pilo che poi torna fuori ancora da Graviano, il palleggio di Graviano esce dai blocchi Nicola Elia, il pallone poi per Fois da 3 punti corto, rimbalzo però importante da parte di Mauro Passaretti che garantisce così un extra possesso ai suoi compagni. Poi sale per il pick and roll Passaretti, palla alzata di Elia sotto per Passaretti, non riesce a convertire in 2 punti, c'è però il fallo di Salone per l'Esperia. Allora 2 liberi per Mauro Passaretti, 1 minuto e 4 secondi al termine del primo quarto di gioco. Passaretti in lunetta, e allora c'è il tempo anche per ricordare come le due squadre sono arrivate a questa finalissima, innanzitutto con un 1-1 nelle due gare di
regular season. Intanto Passaretti ha sbagliato il primo libero, dicevamo 1-1 negli scontri diretti in regular season. L'11 ottobre su questo campo il Sustentu ebbe la meglio per 65-51 con 17 proprio di Passaretti, che nel frattempo ha sbagliato anche il secondo libero, poi fallo a rimbalzo da parte di Gianmarco Fois e il secondo anche per lui. Infatti si alza prontamente dalla panchina Edoardo Melis, che rileva proprio lo stesso Gianmarco Fois. Dicevamo in precedenza 65-51 per l'Accademia nella partita d'andata. Nella gara di ritorno invece, giocata al Pala Esperia il 6 gennaio, successo della formazione granata per 78-73 con 22 punti di Putignano e 20 di Maurizio Pedrazzini. Intanto correzione volante a rimbalzo da parte di Nanni, altri 2 punti, 25-9 Esperia. Dicevamo della partita dell'Epifania, 6 gennaio, vittoria dell'Esperia, partita segnata però da tante polemiche, espulsioni in particolare nel finale per il giocatore che è in possesso del pallone in questo momento, cioè Nicola Elia, che poi prova il tiro da 3 punti ma lo sbaglia, a rischio, palla persa l'Esperia. 25-9 il punteggio, come detto. Pedrazzini da 3 punti a segno letale, Esperia letale in questo primo quarto dalla lunga distanza. 28-9 il punteggio, l'Esperia è quasi in ritmo per arrivare a 120 punti segnati nel corso di questa partita. Se dovesse mantenere questo ritmo, intanto ci pensa Mauro Graviano qui a trovare 2 punti in penetrazione centrale. Qui quasi non viene accolta, insomma, la preghiera dalla lunghissima distanza per l'Esperia. Termina il primo quarto, i Granata sono sopra di ben 17 lunghezze sul Sustentu Sestu, 28-11, e questo è il punteggio, un po' sorpresa al Palamellano. Ora una piccolissima pausa per noi, poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto. Inizia il secondo quarto al Palamellano di Sestu. Vaccargiu, Nanni, Salone, Pedrazzini e Musiu per l'Esperia. Per il Sustentu invece ci sono Passaretti, Edoardo Melis, Mauro Graviano, Mirko Pilo e Nicola Elia. Attacca Musiu, penetrazione bruciante di Musiu che arriva fino al ferro e deposita il punto numero 30 dell'Esperia. 30-11 ora il punteggio, inizio di secondo quarto non esattamente confortante dal punto di vista difensivo per i Pirati, che ora sono in attacco con Nicola Elia accoppiato con Nanni. Allora lo vuole battere dal palleggio, va dentro Nicola Elia fino al capolino, anche lui segna da sotto canestro con la classe, la tecnica che lo contraddistingue. Nicola Elia accorcia il parziale negativo per il Sustentu, ora punteggio di 30-13. Musiu, pick and roll con Nanni, il piazzato mancino di Nanni a segno. Altri 2 punti per l'Esperia, ben costruiti con questo gioco a 2 sul lato tra Musiu e Nanni. Canestro del 32-13, qui passaggio lob sotto a cercare 2 punti per Mauro Passaretti a segno da sotto, e allora 32-15 il punteggio. 8:50 prima dell'intervallo lungo, finisce a terra Graviano, non c'è fallo in attacco, allora Nanni attacca, trova Musiu, spalla a canestro contro Pilo, gran palla di Musiu dentro per Nanni, c'è l'errore però dell'ex pivot del Sustentu, si lotta a terra con Graviano e Nanni, ex compagni di squadra, e il Sustentu che tornerà in possesso del pallone. Le proteste del playmaker in maglia numero 4 del Sustentu. Intanto coach Marco Sassaro ha provveduto a un altro cambio sul parquet, c'è Luigi Cabriolu, è uscito con la canota numero 18 Mauro Passaretti, protagonista di un inizio incoraggiante di partita. Luigi Cabriolu, classe 1999, ottima regular season per lui, non è riuscito a rendere sui suoi soliti standard nel corso dei playoff, dove ha anche saltato una partita, gara 2 contro l'Elmas. Cerca di recitare un ruolo da protagonista, ne ha tutti i mezzi Luigi Cabriolu, dunque in campo, come detto, al posto di Mauro Passaretti. Si abbassa leggermente il quintetto di coach Marco Sassaro, ora colloquio con Nicola Massa, dall'altra parte segue la gara in silenzio, braccia conserte per coach Roberto Fioretto. Attacca Mirko Pilo, il pallone in punta per Nicola Elia che fa circolare l'indirizzo proprio di Luigi Cabriolu, e poi ancora Mirko Pilo, partenza in palleggio, step back, il tiro piazzato è sbagliato, rimbalzo proprio di Cabriolu che finisce a terra. L'errore però dopo
il tiro di Cabriolu che cercava forse anche un fischio arbitrale amico. Allora Spampinato, che nel frattempo è tornato sul parquet, si è preso un tiro dall'angolo sbagliato da 9 metri abbondanti. Musiu sbaglia, non c'è, però taglia fuori a rimbalzo per il sustento, e allora ancora un extra possesso in favore dell'Esperia, con Musiu che gestisce dal palleggio, cerca il pallone ma non lo trova Graviano, pallone fuori per Pedrazzini, il tiro da 3 punti a segno ancora Maurizio Pedrazzini, che sta veramente dominando questa partita. 34-15 il punteggio, implacabile Pedrazzini, implacabile Spampinato, Sustentu che davvero non riesce a trovare la giusta misura in difesa, mentre attacca Mirko Pilo, esce dai blocchi Cabriolu, si va sotto però da Elia, il passaggio no look per il layup facile di Edoardo Melis, punto numero 17 per il Sustentu, che cerca di trovare energie dalla propria difesa. Intanto perso completamente Spampinato, che per fortuna del Sustentu aveva messo un piede sulla linea laterale, e allora palla persa per i Granata. Anche qui probabilmente non delle migliori la difesa sul giocatore in canotta numero 1 Granata. Intanto coach Roberto Fioretto sta per mandare nuovamente sul parquet Jonathan Putignano, applausi più che meritati per Maurizio Pedrazzini, che va a ricevere anche il 5 dei compagni, come detto gran protagonista nel corso di questo inizio di partita, così come protagonista è stato Andrea Spampinato. Intanto linea di fondo per Cabriolu, messo in ritmo Pilo da 3 punti, e allora dà coraggio Mirko Pilo ai compagni e anche al Palamellano, che esplode per il punto numero 20 del Sustentu. 34-20, meno 14 ora Vaccargiu, la finta, il tiro in allontanamento a segno. Vaccargiu con sospetta infrazione di passi, quantomeno per la panchina del Sustentu. Non è arrivato il fischio arbitrale. 6:40 al termine del secondo quarto. Graviano si mette in proprio, sbaglia, rimbalzo di Vaccargiu che consegna poi il pallone per Musiu, molto bravo in regia nel corso di questa partita per l'Esperia. Musiu, mano sinistra, bel taglio lungo la linea di fondo, a segno in reverse Andrea Spampinato. 38-20, e dunque dopo aver incassato una mini rimonta da parte del Sustentu, l'Esperia torna avanti di 18 lunghezze. Intanto fallo di Nanni sulla iniziativa di Cabriolu, che cercava di prendere la linea di fondo. Fallo di Federico Nanni, vediamo quella che è la paletta alzata da parte degli ufficiali di campo, mentre è pronto un altro cambio per coach Roberto Fioretto. Esce Musiu, sul parquet c'è Orru. Secondo fallo, se non ho visto male, della partita anche di Federico Nanni, rimessa dal fondo per il Sustentu. Primo fallo di squadra per l'Esperia nel corso di questo secondo quarto di gioco. Il fischio che sancisce la ripresa delle ostilità, il pallone in punta per Mauro Graviano e poi Cabriolu in post per Nicola Elia, che prova a sfidare Vaccargiu, si propone Edoardo Melis, fa tutto da solo e fa bene Nicola Elia, a segno con il gran lavoro sul perno, canestro del 38-22, meno 16 Sustentu. Ora Vaccargiu in regia per l'Esperia. Jonathan Putignano accoppiato con Edoardo Melis, il blocco di Nanni che poi taglia dentro, riceve, ma c'è l'ottimo adeguamento difensivo da parte del Sustentu, che recupera il pallone. Nicola Elia decide di aspettare l'arrivo dei compagni, nonostante Edoardo Melis si proponesse in post. Ora Nicola Elia fuori a mettere in ritmo Cabriolu da 3 punti, cortissimo però Cabriolu, rimbalzo lungo, appannaggio di Andrea Spampinato, che non vuole però spingere sull'acceleratore. L'Esperia che si affida poi a Francesco Vaccargiu, il gioco a 2 con Nanni, ancora Vaccargiu, si propone in punta ma non riceve Putignano. Qui è fallosa la difesa di Edoardo Melis su Federico Nanni, primo fallo di squadra anche per il Sustentu. Cambio per coach Marco Sassaro, vedremo chi sarà il giocatore a uscire, probabilmente proprio Edoardo Melis, e torna sul parquet Mauro Passaretti. Questo era il suo primo fallo personale, dunque Passaretti assieme a Pilo, Cabriolu, Graviano ed Elia in campo in questo momento per il Sustentu Sestu. Vaccargiu sulla difesa forte di Mauro Graviano, ora Spampinato che prova ad accentuare il contatto con Nicola Elia. Ora Vaccargiu, il pallone per Nanni che si deve inventare qualcosa, sta per scadere il cronometro di 24 secondi. Molto bravo anche qui Federico Nanni a trovare il fallo di Mauro Passaretti, fallo che lo manderà in lunetta per 2 liberi. 5 minuti 5 secondi al termine del secondo quarto. Federico Nanni è pronto in
Lunetta, come detto 2 anni fa protagonista in maglia Sustentu nel campionato allora di DNC sulla ribalta nazionale. Ben figurò Nanni, così come Spampinato. Quella squadra guidata da coach Marco Sassaro arrivò fino al primo turno dei playoff, dove venne eliminata dal Sant'Orsola di Sassari. Intanto 2-2 per Federico Nanni, 40-22 il punteggio. Il palleggio di Luigi Cabriolu fuori in punta per l'iniziativa di Mirko Pilo. Ancora Cabriolu che va dentro, si scontra con Passaretti, finisce a terra qui. Palla persa davvero banale per il Sustentu. Già dall'altra parte Vaccargiu, si va in punta per Putignano, qualche difficoltà nel controllo del pallone per Jonathan Putignano, che poi attende l'arrivo di Vaccargiu. Il blocco di Nani che poi taglia dentro, fuori per Putignano, non contestato. E un tiro di questo genere non si può assolutamente concedere a un giocatore del calibro di Jonathan Putignano, che firma il +20 Esperia, 42-22. Errore in penetrazione da destra per Graviano. Pilo prova a intercettare, ci riesce, allora si torna fuori per Nicola Elia, che chiama vicino a sé Passaretti per il blocco. Nicola Elia accoppiato con Nanni, fa impazzire il suo marcatore, va dentro, si guadagna il fallo. Ossigeno puro per il Sustentu, che come detto deve inseguire ben 20 lunghezze. Intanto è arrivato con gran ritardo Alessandro Secchi, che va ora a prendere posto, vediamo se è già sul parquet o se solo in panchina, ma è già una gran notizia questa per coach Marco Sassaro. Ha riscontrato un grave contrattempo poco prima della partita Alessandro Secchi, che è riuscito ad arrivare al Palamellano solamente in questo momento. Intanto cambio con Mirko Pilo che torna in panchina, al suo posto c'è Fabio Villani. Si allunga in maniera forse anche inaspettata la rotazione dunque dei Pirati, che potranno contare anche su Alessandro Secchi nel corso di questa partita. Gita in lunetta per Nicola Elia, secondo fallo di squadra in precedenza per l'Esperia. 4-10 per chiudere il secondo quarto. Nicola Elia in lunetta, il suo primo libero che va a segno. Il pubblico del Palamellano che sottolinea con un applauso dunque il canestro di Nicola Elia, che avrà un'altra chance. 2-2 per Nicola Elia, 42-24 in favore sempre dell'Esperia, che ora si affida alla regia di Orru, pressato da Fabio Villani, che prova a cercare anche il pallone. Fabio Villani a un passo dal recupero, riesce a tenere però Orru. Ora Spampinato, l'iniziativa personale di Spampinato che brucia letteralmente nell'1 contro 1 Cabriolu, va fino al ferro. Andrea Spampinato si guadagna il fallo nella difesa, fallo commesso forse da Mauro Passaretti, che cercava di andare in aiuto. Cambio intanto ancora per l'Esperia con Orru, che viene richiamato in panchina. Al suo posto c'è nuovamente Musio, che dunque va a prendere in mano le redini della playmaking dell'Esperia. Ciclet dall'altra parte per Alessandro Secchi, che prova a fare un po' di riscaldamento. Vedremo se coach Marco Sassaro lo butterà nella mischia già nel corso del primo tempo. Primo libero per Andrea Spampinato, a segno con grande sicurezza l'ex giocatore, tra le altre anche del Sustentu. Ha lasciato ottimi ricordi su questo campo. Non a caso il suo ingresso in campo al momento della presentazione delle squadre è stato sottolineato con un lungo applauso. 2-2 per Spampinato, 44-24, ripristinato il +20 in favore dell'Esperia, mentre Nicola Elia prova l'iniziativa personale, fuori per Villani, linea di fondo per Villani, lo scarico fuori per Cabriolo e poi infrazione di passi per Mauro Graviano, che provava ad andare dentro, non è d'accordo, lo fa notare al signor Masia di Sassari. Mauro Graviano, partenza difettosa per lui e altra palla persa per il Sustentu. Ora attacca Musiu dal palleggio, il pallone per Jonathan Putignano, si propone Spampinato che vuole attaccare costantemente Cabriolu, servito però il taglio di Vaccargiu, che aveva una buona occasione, sbaglia però il tiro non troppo contestato Vaccargiu. Già dall'altra parte con Nicola Elia, il blocco di Cabriolu, torna fuori Nicola Elia che vuole attaccare ancora dal palleggio Nanni, che però tiene molto bene con lo scivolamento. Allora fuori per Villani, da 3 punti Villani, corto il pallone che si arrampica sul ferro, bel rimbalzo da parte di Putignano e poi il contropiede dell'Esperia con Spampinato, che decide però di non azzannare la difesa del Sustentu. Vaccargiu dentro, infrazione di passi anche per lui, è palla persa anche per l'Esperia.
partita che ha un po' frenato i suoi ritmi a questo punto. 2:57 al termine del secondo quarto, time out e pausa per noi. Deve inseguire il Sustentus Estu, mentre Mauro Graviano porta il pallone in zona offensiva, usa anche il braccio esterno per liberarsi dalla pressione di Musiu. Ora Passaretti fuori da Fabio Villani, si propone nuovamente Graviano che mette il pallone per terra, è ancora accoppiato con Musiu, si fa vedere, vuole il pallone Nicola Elia, accoppiato ancora con Nanni, va dentro Nicola Elia, non trova però la via del canestro, il pallone che viene controllato poi da Jonathan Putignano e l'Esperia può iniziare una nuova azione offensiva affidandosi ancora a Nanni che ribatte il lato per Spampinato, ancora non controllato propriamente bene Spampinato, scusate, si trattava di Salone, ora si riceve Spampinato, è pronto per il gioco a due Nanni, tiro da 3 punti per Spampinato, ancora a segno, che giocatore Andrea Spampinato, 47-24, pugno sul petto, si carica Spampinato, protagonista assoluto come Maurizio Pedrazzini, qui stoppata al tabellone per Salone su Passaretti, rimessa dal fondo per il Sustentu che cerca energia per rimontare, per rosicchiare qualche punto prima dell'intervallo lungo all'Esperia. Cambio per coach Roberto Fioretto, richiamato in panchina Nanni, applaudito dal pubblico dell'Esperia ma anche da quello di casa che lo ha avuto insomma come protagonista per lungo tempo. È entrato con la canotta numero 6 Paolo Limbardi per l'Esperia, intanto altra palla persa e l'ennesima per il Sustentu contro due avversari. Spampinato non riesce a chiudere il contropiede, ha recuperato Mauro Graviano, dall'altra parte vuole andare fino in fondo Graviano, c'era probabilmente un fallo ai suoi danni in questa circostanza, non riesce a correggere al rimbalzo Luigi Cabriolu, la lotta a rimbalzo premia Musiu, dall'altra parte velocissimo Spampinato, il passaggio per Limbardi che però si trova la via del canestro ostruita da Cabriolu, recupera Nicola Elia, ha bisogno di questi recuperi il Sustentu. Nicola Elia, la virata di Elia contro due avversari è chiuso, cerca il passaggio no look, muove però il perno, scivola il piede di Nicola Elia, palla persa ancora per il Sustentu, si alza in piedi la panchina di casa, Nicola Elia va a spiegarsi con il signor Riccardo Luciano di Calasetta, prova a replicare il movimento incriminato, diciamo così. Intanto è stato chiamato un time out da coach Marco Sassaro, 47-24 il punteggio in favore dell'Esperia, 1:21 al termine del primo tempo e noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa. Si torna a giocare al Palamellano con la rimessa di Salone che serve Musiu. Musiu porta il pallone in zona offensiva, chiama lo schema, sale Putignano, sale anche Limbardi che riceve in questo momento, restituisce poi la sfera all'indirizzo di Musiu. Musiu dal palleggio accoppiato con Villani, arriva il blocco di Putignano, fuori per Salone che attacca il pitturato, buona la difesa di Mauro Graviano che però abbassa le braccia secondo il signor Masia di Sassari e viene sanzionato con un fallo personale. Si alza dalla panchina dell'Esperia ancora Federico Nanni, chiamato il cambio, esce proprio Putignano, torna sul parquet come detto Nanni, primo fallo della partita per Mauro Graviano, intanto sembra aver completato il suo riscaldamento Alessandro Secchi, liberi per Salone che è andato con coraggio ad attaccare il ferro nella circostanza precedente, è stato premiato dal fischio arbitrale, primo libero però sbagliato da parte del giocatore in canota granata numero 8. Si alza dalla panchina di coach Roberto Fioretto nuovamente Francesco Vaccargiu che tornerà in campo a brevissimo, 1-2 intanto per Salone che dovrebbe uscire, anzi esce Spampinato, un po' di riposo per lui, torna sul parquet come detto Francesco Vaccargiu, rimessa dal fondo per il Sustentu. Nicola Elia predica calma, va ad attaccare subito l'Esperia sulla rimessa, in appoggio c'è Luigi Cabriolu che riceve il pallone e lo porta in zona offensiva, vuole liberare anche un po' di pressione a Mauro Graviano, qui semigancio vincente per Edoardo Melis, a segno col canestro del 48-26, meno 22 allora per il Sustentu. Ora Limbardi riceve nuovamente fuori per Nanni, accoppiato con Edoardo Melis, il passaggio per Francesco Vaccargiu, il blocco di Nanni, ancora Vaccargiu, arresto e tiro vincente, ancora percentuali davvero altissime per l'Esperia nel corso di questo primo tempo, 50-26 il punteggio,
dominio totale, granata nel corso di questo primo tempo. Ancora Nicola Elia, il pallone per Graviano, poi si va dentro ancora con Edoardo Melis che ha accoppiato con Nanni, raddoppiato Edoardo Melis che sbaglia una prima volta, poi va a subire il fallo di Nanni che anche lui, come Graviano in precedenza, commette l'errore di abbassare leggermente il braccio. Allora fallo a 10 secondi dal termine del secondo quarto, fallo che manderà in lunetta, anzi no, rimessa dal fondo, non ci sono liberi, c'è una semplice rimessa dal fondo per il Sustentu con Edoardo Melis che va in punta da Mauro Graviano. Qui il fallo speso da Vaccargiu, quarto fallo di squadra per l'Esperia. Ci sarà ancora una rimessa dal fondo allora per i Pirati che cercano di trovare il canestro, vedremo se andranno fino in fondo i bianco-blu. 7 secondi solamente al termine del primo tempo, riceve fuori dai blocchi Mauro Graviano, accoppiato ora con Nanni, vediamo se lo attacca dal palleggio, va dentro Graviano che si scontra contro il muro difensivo eretto dalla difesa dell'Esperia. Fallo nuovamente di Federico Nanni che sosteneva di aver difeso in maniera regolare nella circostanza precedente. Questo è il suo, vediamo, quarto fallo forse, è così. Tegola per coach Roberto Fioretto che si gira subito verso il fondo della sua panchina. Quarto fallo di Nanni che era stato protagonista davvero di un'ottima partita fino a questo momento, ora lo dovrà sostituire il suo tecnico. Esce Cabriolo, intanto torna in campo Mauro Passaretti per il Sustentu. Un secondo solamente da giocare nel corso del secondo quarto, scusate, di gioco. Primo libero assegno per Mauro Graviano che accorcia così sul 50-27 per il Sustentu. 1 su 2 per Graviano, c'è spazio per l'ultimo tiro, anzi no, per l'Esperia non riesce a raccogliere il pallone in tempo utile Francesco Vaccargiu. E allora, dopo i primi 20 minuti di gioco al Palamellano di Sestu, davanti c'è l'Esperia Cagliari con il punteggio eloquente di 50-27. Ora 10 minuti di pausa, poi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo di questa sfida tra Sustentu Sestu ed Esperia Cagliari. Lo ricordiamo, valida come gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silve. Dopo il primo tempo, forse più brutto della stagione, il Sustentu Sestu è sotto per 50-27 contro un'ottima Esperia Cagliari che ha trovato tantissimo, soprattutto dalla lunga distanza con Andrea Spampinato e da Maurizio Pedrazzini. Spampinato e Pedrazzini che sono in quintetto anche in questo inizio di terzo quarto per coach Roberto Fioretto assieme a Matteo Salone, Francesco Musiu e Jonathan Putignano. Dall'altra parte invece trova subito 2 punti facili da sotto Mauro Passaretti in quintetto assieme a Mauro Graviano, Nicola Elia, Fabio Villani, Alessandro Secchi che dunque
fa il suo ingresso in questa partita, attacca l'Esperia che si affida alla regia di Francesco Musiu, subito lo show difensivo molto forte da parte di Alessandro Secchi che poi deve andare a difendere sul taglio del suo diretto avversario. È arrivato un errore dalla lunga distanza per l'Esperia, dall'altra parte Nicola Elia attende lo sbarcamento dei compagni, riceve Alessandro Secchi che poi si affida a Mauro Graviano, la penetrazione forte di Graviano a segno, arriva fino al capolinea, spazza via Musiu usando il fisico, 2 punti per Mauro Graviano e allora reazione su Stentu. Note senz'altro incoraggianti per coach Marco Sassoli in questo avvio di terzo quarto, ora 50-31 il punteggio, mentre attacca Francesco Musiu che chiama lo schema a pugno per l'Esperia, prova a entrare in partita anche il pubblico del Palamellano, piuttosto silente nel corso della prima frazione, ancora sportellate sotto tra Villani e Salone, ora Villani che finisce a terra sulla virata di Musiu, non c'è fallo secondo gli arbitri, Spampinato da 3 punti è lungo, lotta a rimbalzo però che premia ancora Salone e allora extra possesso per l'Esperia, ancora Spampinato, la finta, la partenza in palleggio, lo scarico sotto per Putignano, fermato però Putignano e allora riparte il Sustentu con Nicola Elia, spalle a canestro, prova a lavorare contro Spampinato, il giro sul perno di Elia che è fortunato anche con l'appoggio al vetro, altri 2 punti, parziale positivo per il Sustentu, ora di 6-0 in avvio di terzo quarto, provano a rifarsi sotto i pirati di coach Marco Sassolo, sospinti dal pubblico di casa, attacca Putignano, gran palla sotto per Pedrazzini che poi ricade col pallone in mano, Fabio Villani il capitano arringa il pubblico, altro recupero per il Sustentu, ora davvero frastuono al Palamellano, 7:45 ancora da giocare nel corso del terzo quarto, parziale aperto di 6-0 in favore del Sustentu. Alessandro Secchi in punta, attende lo smarcamento di Fabio Villani, accoppiato con Salone, riceve, va dentro Mauro Graviano, il pallone sotto per Passaretti, infrazione di passi, palla persa qui da parte del Sustentu, era buono però il taglio sotto canestro da parte di Mauro Passaretti e allora l'Esperia ora può interrompere questo parziale di 6-0, lo ricordiamo in apertura di terzo quarto per il Sustentu Sestu. Dal palleggio c'è ancora Francesco Musiu accoppiato con Graviano, riceve ora Spampinato che va ad attaccare lo stesso Graviano, la partenza in palleggio, fallo in attacco, sfondamento per Spampinato e qui ottima la difesa di Mauro Graviano che ha tenuto il palleggio di Spampinato, sorride amaramente il giocatore in canotta numero 1 Granata, gran protagonista nel corso di questo primo tempo, vedremo se riuscirà a ripetere soprattutto le percentuali dall'arco mandate a segno nel corso del primo tempo. Andrea Spampinato, attesissimo ex di questa partita, intanto è arrivato un altro recupero per il Sustentu che sembra aver davvero girato qualche vita dal punto di vista difensivo nel corso di questo terzo quarto, rimessa dal lato di cui si andrà a incaricare Fabio Villani, capitano del Sustentu che con la sua energia difensiva sta provando a guidare i compagni in una rimonta che avrebbe veramente il sapore dell'impresa. Riceve ora Alessandro Secchi, il pallone fuori per Mauro Graviano. Mauro Graviano provava a pescare sotto Alessandro Secchi che però non si era accorto delle intenzioni del compagno, va comunque a dargli il 5 Alessandro Secchi, qui arriva una palla persa proprio nel momento in cui il Sustentu aveva bisogno di ulteriori punti per far sentire la propria pressione all'Esperia. Qui taglio ottimo, backdoor di Spampinato che però viene ignorato, riceve solo in questo momento Spampinato che va in post, spalle a canestro, Putignano contro Secchi, ha il tonnellaggio per tenere questo accoppiamento. Alessandro Secchi, arriva però il fallo commesso proprio da Alessandro Secchi su Jonathan Putignano, dunque rimane in attacco l'Esperia, terzo, anzi non era di Alessandro Secchi, il fallo probabilmente era di Mauro Passaretti in precedenza, terzo fallo di Mauro Passaretti. Ora siamo in punta con Francesco Musiu, si fa vedere fuori dei blocchi Pedrazzini che però è tenuto bene da Passaretti in questa circostanza. Ora Musiu dalla lunghissima distanza
a segno, gran canestro di Musiu che interrompe allora il parziale di 6-0 in favore del Sustentu e ripristina il più 20 in favore dell'Espedia. 53-33, 6-15 per chiudere il terzo quarto. Arresto e tiro sbagliato però da parte di Graviano, lotta a rimbalzo Passaretti, l'ultimo a toccare secondo gli arbitri è Musiu e allora si rimane con il Sustentu in zona offensiva. Tutta in piedi la panchina dell'Espedia, ma è già pronto Fabio Villani a rimettere in gioco il pallone. La rimessa per il capitano del Sustentu, si smarca e riceve ora Graviano che vuole sfruttare il gioco spalle a canestro contro Musiu. Arriva però un gran passaggio all'indirizzo di Passaretti che corregge da sotto canestro e manda a segno il lay-up del 53-35. Ora in attacco l'Espedia, vuole ricevere Pedrazzini, riceve però dall'altra parte Salone, ancora fuori per Putignano, vorrebbe il pallone Musiu, arresto e tiro però per Putignano a segno. Gran canestro anche qui da parte di Jonathan Putignano che risolve un attacco intricato per l'Espedia. Nuovo più 20, 55-35. Ora Villani va a spalle a canestro per Alessandro Secchi, la finta, il tiro un po' singolare in questo caso da parte di Alessandro Secchi. Allora l'Espedia può tornare in attacco per cercare di allungare il margine di vantaggio. Musiu dentro per Pedrazzini, fatica però a ricevere, non ci riesce Pedrazzini, ma l'Espedia ancora in attacco dopo il recupero da parte di Andrea Spampinato. Ora attacca fronte a canestro Putignano, fermato dal fallo della difesa, fallo commesso da Passaretti. Probabilmente già pronto il cambio in panchina, si alza Gianmarco Fois, vedremo la paletta alzata dagli ufficiali di campo. Primo fallo della partita di Graviano, forse esce Passaretti, intanto torna sul parquet Gianmarco Fois, mentre è pronto dalla lunetta Jonathan Putignano. 5 minuti e 7 secondi al termine del terzo quarto, 55-35, più 20 Espedia che diventa più 21 in virtù del primo libero realizzato da Jonathan Putignano. 56 dunque a 35, 2 su 2 e allora più 22 in favore dell'Espedia. Graviano porta il pallone in zona offensiva, già chiamato lo schema. Ora il Sustentu ha bisogno di punti per far sì che insomma non sia solamente un fuoco di paglia quel parziale di 6-0 in apertura di terzo quarto. Ci mette la firma Nicola Elia, tripla provvidenziale, canestro del meno 19, 57-38. Ora Putignano fino al capolinea, finisce a terra Alessandro Secchi che ha qualche problema al ginocchio destro e purtroppo è costretto a uscire. Alessandro Secchi davvero sfortunato, forse anche un po' di spavento in questo caso in seguito al contatto. Si riporta in panchina Alessandro Secchi, si va a cercare subito il ghiaccio spray, immagino da praticare sul suo ginocchio destro, e così arriva il ghiaccio per Alessandro Secchi che esce e torna dunque subito dopo questo mini riposo Mauro Passaretti per il Sustentu Sestu. Ora proprio Passaretti riceve in punta il pallone per Graviano, osserva le operazioni in area Graviano e si affida poi a Nicola Elia. Esce dai blocchi Villani che però non può ricevere perché c'è la buona difesa da parte di Salone, si mette in proprio dalla lunghissima distanza. Elia sbaglia ma sale in cielo Mauro Passaretti, recupera il rimbalzo d'attacco e trova il canestro del nuovo meno 19 Sustentu sul 59-40. C'è da asciugare il parquet, pausa della partita con Mirko Pilo che è pronto a tornare sul parquet, vuole sfruttare la sua gran capacità dall'arco coach Marco Sassaro per trovare punti. Esce il capitano Fabio Villani, importante in zona offensiva. 4-15 per chiudere il terzo quarto, sempre più 19 Espedia sul 59-40. Musiu ora accoppiato con Graviano, porta il pallone in zona offensiva, il giro sul perno, poi va a cercare Maurizio Pedrazzini, il tiro piazzato ancora Maurizio Pedrazzini, non ci sono più aggettivi per lui, si è costruito un tiro praticamente dal nulla, lo ha mandato a segno. Più 21 Espedia, 61-40 la partenza in palleggio di Graviano, dall'altra parte che si affida poi a Nicola Elia. Nicola Elia va dentro contro Spampinato, a segno in sottomano Nicola Elia, ripristina allora il meno 19. Ora prosegue questo elastico tra meno 21 e meno 19
l'Esperia che si affida ora al palleggio di Andrea Spampinato, che raccoglie il pallone. La pressione di Mauro Graviano è eccessiva secondo il duo arbitrale, fallo dunque del playmaker del Sustentu, che non è d'accordo con la chiamata arbitrale, per usare un eufemismo. Il secondo fallo nella sua partita, rimessa dal lato per Andrea Spampinato, riceve Francesco Musiu accoppiato con lo stesso Graviano, poi si va da Jonathan Putignano contro Gianmarco Fois, il recupero ma solo per un attimo da parte di Passaretti, poi da 3 punti Spampinato, l'errore, recupera il rimbalzo Passaretti, lo porge all'indirizzo di Mauro Graviano, poi il pallone per Pilo, si torna fuori da Mauro Graviano, riceve spalle a canestro Passaretti contro Pedrazzini, commette l'errore di mettere palla per terra contro 2 avversari che erano pronti a soffiargli il pallone. La freccia che premia l'Esperia dunque potrà tornare in zona offensiva con 3 minuti e 7 secondi ancora da giocare nel corso del terzo quarto. 61-42 il vantaggio notevole in favore dell'Esperia Cagliari. Riceve il pallone Francesco Musiu, che lo porta in zona offensiva contro la difesa di Mauro Graviano. Ora la ricezione di Maurizio Pedrazzini, poi Andrea Spampinato che usufruisce del blocco portatogli dallo stesso Pedrazzini, che vuole la ricezione profonda, è accoppiato con Elia, prova un tiro difficile dall'angolo, non trova la giusta misura in questo caso Maurizio Pedrazzini. Intanto fuga dall'altra parte per Passaretti, qui sporca il pallone Pedrazzini, c'è il fallo secondo gli arbitri, rimessa dal fondo per il Sustentu, primo fallo di squadra, anzi probabilmente il secondo. Viene aggiornato in questo momento il tabellone per l'Esperia, la rimessa già eseguita in direzione di Mauro Graviano, si va sotto per Fois che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Di Gianmarco Fois per il 61-45, Pedrazzini dalla lunghissima distanza, pallone sul secondo ferro, rimbalzo d'attacco di Putignano, fallo della difesa e fallo dello stesso Gianmarco Fois, che cercava invece il fallo in attacco da parte di Putignano. Fallo di Gianmarco Fois, è il terzo della sua partita, e liberi, anzi rimessa dal fondo per l'Esperia, dicevamo, con Spampinato che è pronto a eseguire. Spampinato dà un'occhiata in punta dove trova Francesco Musiu, sale per il blocco Maurizio Pedrazzini, il pick and roll tra i due, difficoltà per la ricezione di Putignano, trovato in un angolo in qualche modo Spampinato, che va dentro, si appoggia al tabellone, prende il centro dell'area, va a segno. Davvero gran classe anche qui per Andrea Spampinato. 63-45 ora il punteggio. Graviano attende l'uscita dei blocchi di Pilo, mano sinistra per Pilo che prova ad andare dentro, trova però la via del canestro ostruita, cerca un difficile passaggio all'indirizzo di Mauro Passaretti, palla persa su Sustentu. 1:44 al termine del terzo quarto, mani nei capelli per coach Marco Sassaro, che davvero non sta riuscendo a trovare la quadra nel corso di questa partita. Ora Mirko Pilo accoppiato con Andrea Spampinato, qui la via del canestro completamente libera per Salone, canestro del nuovo +20 Esperia, che allora è totalmente padrone di questa partita. 6-5, 4-5 il punteggio al Palamellano, arresto il tiro vincente intanto per Mauro Graviano, con Gianmarco Fois che ha la pessima idea di andare a farsi sanzionare un fallo tecnico per proteste sotto canestro, fallo tecnico sanzionato dal signor Masia di Sassari, e Spampinato che è già pronto in lunetta per convertire. 1:20 al termine del terzo quarto.
6-5, 4-7, il vantaggio importante, importantissimo in favore dell'Esperia Cagliari, che potrà allungare ancora sul più 20 con Spampinato. Primo libero assegno per Andrea Spampinato. Qui ancora Gianmarco Fois che va a spiegarsi, prontamente inquadrato dal nostro Alberto Tosini. Impassibile il signor Masia di Sassari, che non lo degna nemmeno di uno sguardo. Musiu dal palleggio per l'Esperia, il taglio di Spampinato che non riceve, fa vedere fuori dai blocchi Salone, riceve invece Putignano che prova a prendere il centro dell'area, arresto il tiro di Putignano che si infrange sul primo ferro. Bel rimbalzo qui da parte di Mauro Passaretti che porge il pallone all'indirizzo di Nicola Elia. Nicola Elia, il pallone in mezzo alle gambe, poi gran tripla. Che classe anche per Nicola Elia, tripla della speranza quantomeno per il Sustento, che ha trovato 3 punti targati. Nicola Elia, qui fallo in attacco, stavolta è premiato dal fischio arbitrale. Gianmarco Fois va a sfondare Musiu, fallo dunque della compagine granata e secondo fallo della partita per Francesco Musiu. 46 secondi al termine del terzo quarto, meno 16 Sustento, 66-50. Prova faticosamente nell'impresa di tornare a contatto la formazione di coach Marco Sassolo, ci sta provando quantomeno con il cuore. È specializzata però in rimonte la squadra di casa, che aveva rimontato in maniera importante già in diverse occasioni nel corso di questi playoff. Si parla in panchina con il dirigente Bruno Villani a colloquio con coach Marco Sassaro. Piccola pausa della partita, si asciuga il parquet. Nicola Elia è già pronto a rimettere il pallone in gioco e a porgerlo all'indirizzo di Mauro Graviano. Ora Graviano che ha chiamato già lo schema e ora arriva in zona offensiva il playmaker della Sustento Sesto. Si fa vedere fuori dall'arco Mirko Pilo, ancora in direzione di Nicola Elia. Ora Gianmarco Fois, spalle a canestro, usa il fisico contro Putignano, non trova però la via del canestro e allora recupera Esperia. 26 secondi al termine, ancora Spampinato fino in fondo, sbaglia però Spampinato, deve essere un canestro importante questo per l'Esperia. Rimbalzo per il Sustento, che ora avrà a disposizione l'ultimo attacco di questo terzo quarto. Graviano dal palleggio accoppiato con Musiu, il pallone è dietro la schiena per Graviano che va a subire il fallo della difesa, fallo in particolare commesso dallo stesso Francesco Musiu. E vediamo secondo fallo personale, anzi terzo fallo personale da parte di Francesco Musiu, che dunque dovrà amministrarsi dal punto di vista disciplinare nel prosieguo della partita. Mauro Graviano in lunetta a 5 secondi dal termine del terzo quarto. C'è da cambiare pallone probabilmente, perché anzi c'è da asciugare il pallone che si è bagnato in precedenza. Mauro Graviano ha l'occasione di riportare il Sustento sul meno 14 in chiusura di terzo quarto con 2 liberi, dopodiché ci saranno 5 secondi per l'ultima offensiva granata. Ora è finalmente tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Mauro Graviano, che cerca la concentrazione e sbaglia però il primo tiro al cronometro fermo per la disperazione del pubblico sestese. Ancora una chance per Mauro Graviano, playmaker classe 1989, che va a segno con la seconda conclusione a cronometro fermo. Musiu per Spampinato, arresto il tiro da 3 punti, Spampinato allo scadere, solo tabellone per lui. Allora finisce così il terzo quarto, dopo 30 minuti di gioco al Palamellano di Sestu. L'Esperia Cagliari è avanti sul Sustento Sestu con il punteggio di 66-51. Noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi l'ultimo quarto di gioco. Deve inseguire 15 lunghezze il Sustento Sestu per cercare di far sua questa gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silver. 66-51 il punteggio fino a questo momento in favore di un'ottima Esperia Cagliari, meritatamente avanti anche con largo margine nel punteggio. Cerca di farsi largo nel pitturato Gianmarco Fois e il tiro a bersaglio da parte di Mirko Pilo, probabilmente anche con un contatto, almeno così faceva gesto la guardia sassarese in canotta numero 12. Arrivano comunque 2 punti per il Sustento. Qui recupero da parte di Passaretti e poi il fallo speso da Vaccargiu
su Mirko Pilo, fallo che non è ovviamente antisportivo, o almeno attendiamo la segnalazione arbitrale. Ovviamente non poteva essere antisportivo perché Vaccargiu non era ultimo uomo. Fallo terzo personale da parte di Vaccargiu e dunque rimessa dal lato in favore del Sustentu, con Mauro Graviano che riceve, finisce a terra Musiu che accentua il contatto con Graviano da 3. Nicola Elia fa esplodere il Palamellano. Sustentu torna sul meno 10, 66-56. Ora Pedrazzini va dentro da Putignano, accoppiato con Fois. Putignano sbaglia, rimbalzo di Graviano che porta il pallone in zona offensiva. Ancora Graviano fuori per Pilo, ha spazio da 3. Pilo sbaglia però Mirko Pilo, ma c'è il rimbalzo di Passaretti che segna. Meno 8 Sustentu. Che reazione! Infinito il cuore dei Pirati che ora, come detto, sono sotto di 8 lunghezze sul 66-58. Time out Fioretto, 8:48 al termine. Piccola pausa per noi. Il Palamellano è un'autentica bolgia. Il Sustentu è sotto di 8 lunghezze dopo essere stata sotto anche di 23 nel corso di questa partita. Altra palla persa da parte dell'Esperia che è totalmente fuori controllo a questo punto della gara. Il Sustentu torna in attacco. Coach Marco Sassaro va a dare il 5 al suo playmaker Mauro Graviano. Nicola Elia esegue la rimessa. Graviano chiama lo schema, sale Passaretti, sale anche Gianmarco Fois che riceve, si affida ancora alle mani di Mauro Graviano. Esce dai blocchi Nicola Elia, accoppiato con Spampinato, fuori per Pilo, arresto e tiro di Pilo sul primo ferro. Sale Graviano che però non riesce a controllare, allora riparte Pedrazzini per l'Esperia da 3. Pedrazzini! Che canestro di Maurizio Pedrazzini che spegne gli entusiasmi del Palamellano. Che campione anche Maurizio Pedrazzini, ricaccia indietro sul meno 11 il Sustentu che però non si vuole arrendere. Ora Gianmarco Fois, il pallone ancora nelle mani di Gianmarco Fois, fuori per Passaretti, ancora Nicola Elia. La partenza in palleggio, mano sinistra per Elia, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, rimbalzo di Pedrazzini, finisce a terra Fois, riparte l'Esperia con Musiu. Ancora il palleggio per Musiu da 3, Spampinato sbaglia, rimbalzo lungo di Nicola Elia, non c'è un attimo di sosta, ancora Nicola Elia che è stanco però e vuole riposare qualche istante, allora si affida a Mauro Graviano, il blocco di Fois, ancora Graviano, mano sinistra contro Musiu, si va dentro da Passaretti accoppiato con Pedrazzini, ancora Passaretti che prova a farsi largo, qui c'è il fallo di Maurizio Pedrazzini e allora si rimane in attacco con il secondo fallo di squadra nel corso di questo ultimo quarto da parte dell'Esperia. Le proteste di coach Roberto Fioretto, è pronto a tornare sul parquet Salone, mentre ci sarà una rimessa dal fondo come accennato in precedenza in favore del Sustentu Sestu con Nicola Elia che è pronto a eseguire. Si discute con il signor Masia a colloquio con coach Roberto Fioretto, è tutto pronto per la ripresa del gioco. Nicola Elia andrà a rimettere sul parquet il gioco di blocchi, a smarcare Mauro Passaretti che riceve in questo momento, si va fuori poi da Mauro Graviano, si smarca e riceve Nicola Elia che attacca il pitturato cadendo. Nicola Elia non riesce però a realizzare, poi perde il pallone Putignano a rimbalzo, ma prima c'era stato il fallo secondo gli arbitri, si accusa del fallo Nicola Elia, secondo fallo della sua partita ed Esperia che potrà tornare dunque in zona offensiva per cercare di respirare un po' dopo questo parziale favorevole al Sustentu che, lo ricordiamo, è tornata sotto di 8. Ora Graviano va a mettere pressione sulla regia di Musiu, ancora Musiu dal palleggio, si propone Pedrazzini accoppiato con Fois, si va invece in punta dove c'è Jonathan Putignano accoppiato con Passaretti. Putignano manda al bar Passaretti e manda a segno un canestro pazzesco. Che giocata di Jonathan Putignano, meno 14 nuovamente per il Sustentu Sestu, ricacciato indietro da 2 giocate fenomenali, prima di Pedrazzini poi di Putignano. Ora Graviano a regalare ancora speranza, però qui palla persa
davvero ingenua per i Pirati, con coach Marco Sassaro che ci vuole giustamente parlare su 6:30 al termine della partita, più 14 Esperia sul 72-58. Rimessa eseguita per l'Esperia che ora attacca con Andrea Spampinato, prova a puntare dal palleggio Nicole Elia, desiste poi Andrea Spampinato che torna in punta dove c'è Jonathan Putignano, autore di un canestro veramente straordinario in precedenza, canestro del più 14 Esperia. Ora il piazzato di Spampinato fortissimo, Salone però a posizione migliore a rimbalzo rispetto a Mirko Pilo, Salone che rimane a terra dolorante, ha recuperato il Sustentu che attacca ora con Graviano in un angolo per Pilo, ora Pilo che è accoppiato con Pedrazzini, vediamo se lo attacca, va dentro Pilo, scarico per Passaretti, a segno con 2 punti facili. In precedenza però Salone era rimasto attardato, infortunio per Salone che purtroppo è costretto a uscire, dolorante a una gamba sembra. Matteo Salone torna sul parquet, Federico Nanni, ricordiamo gravato di 4 falli per l'Esperia, entra anche Villani invece nelle fila del Sustentu, esce Gianmarco Fois, più 12 Esperia, 72-60, partita ancora lunghissima, 5:50 nel corso dell'ultimo quarto di gioco. Musiu attacca per l'Esperia, il pallone proprio per Federico Nanni e poi ancora per Musiu. La difesa forte da parte di Mauro Graviano, ora Pedrazzini va a cercare spalle a canestro, Putignano che attacca in 2, attacca in precedenza sia Villani che Graviano che sono andati a cercare con forza il pallone, lo hanno costretto a sporcare un pochino di questo, scusate, a sporcare un pochino questo attacco. Ne è nata una palla persa per l'Esperia, ora attacca il Sustentu con Mauro Graviano dal palleggio, riceve Mirko Pilo che torna in punta da Mauro Passaretti, ora Fabio Villani, sale alto ancora l'incitamento da parte del pubblico del Palamellano con Mauro Graviano che cerca lo scarico per Pilo da 3, Mirko Pilo accorcia ancora il Sustentu sul -9, il protagonista in questo caso è Mirko Pilo che si sblocca finalmente dall'arco, lui che è uno specialista. Che partenza però di Spampinato che sbaglia, rimbalzo di Putignano, solo pallone, poi Passaretti va a pestare la linea di fondo. Da una parte una giocata davvero prodigiosa di Mirko Pilo, canestro dall'angolo del -9 Sustentu, dall'altra parte partenza bruciante di Spampinato, davvero giocatore di categoria superiore, ma non lo scopriamo ovviamente oggi. Partenza lungo la linea di fondo e poi non è riuscito a concludere con 2 punti. Andrea Spampinato ora prova a prendersi il centro dell'area, Putignano recupera un pallone vagante, Nanni non riesce però a correggere Nanni, allora è già ripartito il Sustentu con Graviano che però è andato a sfondare, deve cercare di controllare la reazione Mauro Graviano in questo caso, perché si è alzato ed è andato a urlare in maniera abbastanza veemente contro il signor Masia che lo ha sanzionato con questo fallo in attacco, sfondamento di Villani che interrompe un po' questa inerzia positiva per il Sustentu. Attacca ora l'Esperia, lo schema maglia chiamato da Francesco Musiu dal palleggio, esce dai blocchi Pedrazzini, si va in post medio con Putignano accoppiato con Passaretti, lavora dal palleggio Putignano, ancora un canestro incredibile, è il suo marchio di fabbrica. Del resto il canestro cadendo all'indietro in fade away, Jonathan Putignano ricaccia indietro il Sustentu, ora Villani con spazio da 3, secondo ferro però per il capitano del Sustentu, rimbalzo controllato dall'Esperia che sta cercando di rintuzzare anche questo tentativo di recupero da parte del Sustentu. Ora Putignano prova a uscire dal blocco, è controllato da Elia, si va da Spampinato, accoppiato con Pilo che gli soffia il pallone, ora Pilo che va a prendersi il fallo di Spampinato, antisportivo e quinto fallo personale da parte di Federico Nanni che deve lasciare dunque questa partita, va a protestare all'indirizzo dell'arbitro, fallo antisportivo di Nanni che fermava in maniera volontaria il contropiede di Pilo senza cercare il pallone, e questa quantomeno la lettura arbitrale non è d'accordo coach Roberto Fioretto
che protesta. Ora Putignano si va a spiegare con Musiu, mentre Mirko Pilo è pronto all'esecuzione dalla lunetta. C'è da amministrare questo fallo antisportivo. Intanto Nanni è uscito, lo ricordiamo, dalla partita, quinto fallo personale per lui. Allora si accorcia la batteria di lunghi a disposizione di coach Roberto Fioretto. Mirko Pilo cerca la concentrazione e manda a segno il primo libero a sua disposizione, riporta sul -10 il Sustentu, 74-64. Ancora una chance a cronometro fermo per Pilo, 2 su 2, importante per lui. Nuovo -9 Sustentu, 74-65, 3,50 da giocare. C'è la rimessa in attacco per il Sustentu con Nicola Elia che ha servito Mauro Graviano, già chiamato lo schema. Mauro Graviano che serve Nicola Elia, poi si torna in punta dallo stesso Mauro Graviano. Ora Fabio Villani dal palleggio, la ricezione nuovamente per Mirko Pilo che va dentro molto bene da Melis, semigancio vincente per Edoardo Melis, altri 2 punti e Sustentu è lì ora sul -7, 74-67. attacca Spampinato, forse ci sono secondi ora da parte di Pedrazzini, non è così secondo gli arbitri. Pedrazzini che ha accoppiato con Villani che cerca l'anticipo, sarebbe stata un'altra giocata da Fabio Villani, riesce solo a sporcare, ma già questo è importante per la difesa del Sustentu. 3,15 al termine di questa bellissima partita, più 7 Esperia, 74-67. Ora Putignano, l'arresto, il passo d'incrocio, il tiro, primo ferro, si lotta a rimbalzo, ultimo tocco di Putignano e allora Sustentu che torna in attacco con un altro pallone importante per cercare di tornare a contatto. 3 minuti 9 secondi al termine. Il signor Masia a colloquio con il tavolo, ora a colloquio anche con coach Marco Sassaro. Non siamo purtroppo in grado di ragguagliarvi su quello che è l'oggetto del contender in questo caso. Fatto sta che si riprende con una rimessa dal fondo in favore del Sustentu che è sul parquet con Nicola Elia, Fabio Villani, Mirko Pilo, Edoardo Melis e Mauro Graviano. Dall'altra parte per l'Esperia ci sono Francesco Musiu, Andrea Spampinato, Maurizio Pedrazzini, Jonathan Putignano e Francesco Vaccargiu. Dato il tiro dalla lunga sbagliato, rimbalzo però di Melis, ultimo tocco a rimbalzo della difesa, rimessa in attacco da parte del Sustentu, molto bravo in questa fase della partita a rimbalzo e sotto canestro in generale Edoardo Melis. Rimessa dal fondo per il Sustentu, 13 secondi per il tiro, si smarca e riceve Nicola Elia accoppiato con Spampinato, prova ad andare dentro Elia, fuori per Pilo in ritmo da 3 punti, Pilo, primo ferro, ma c'è ancora vita per Edoardo Melis, fallo di Pedrazzini e ancora un possesso offensivo per il Sustentu. Terzo fallo della partita, intanto è arrivata ora la segnalazione da parte di Maurizio Pedrazzini, rimessa dal fondo, quarto fallo di squadra da parte dell'Esperia nel corso di questo ultimo quarto. 2,48 ancora da giocare, la ricezione di Melis, fuori per Graviano, ancora Villani da 3 punti, Villani anche qui secondo ferro, stavolta non riesce a toccare a rimbalzo Edoardo Melis, controlla invece Pedrazzini e ora c'è Putignano, palla in mezzo alle gambe per Putignano che vuole battere dal palleggio Edoardo Melis, ancora Putignano cerca la via del canestro, trova invece lo scarico per Musiu, ancora il pallone per Putignano che ribatte il lato per mettere in ritmo Spampinato, bella la finta di Spampinato, arresto e tiro, solo secondo ferro e poi messo a terra Graviano che trova un passaggio per Nicola Elia, poi Mirko Pilo, gran palla per Edoardo Melis, altri 2 punti facili e il Sustentu ora è sotto di 5 sul 74-69. Si riscaldano ancora gli animi al Palamellano di Sestu, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Musiu dal palleggio, si smarca Spampinato accoppiato con Elia, ora Putignano spalle a canestro contro Edoardo Melis, a un passo dalla palla persa l'Esperia, ora Spampinato da 3 punti, palla che scivola oltre la linea di fondo. Partita davvero folle, -5 Sustentu, time out in campo se non ho visto male per coach Roberto Fioretto, anzi non è così, c'è semplicemente da asciugare il parquet. Allora riepiloghiamo la situazione, il Sustentu Sestu che nel corso di questa partita è stato
sotto anche con svantaggi nell'ordine delle 20 lunghezze. Ora è tornato pienamente in partita e insegue solamente 5 lunghezze all'Esperia. Il punteggio è di 74-69 in favore della formazione granata. 1:42 al termine di questa bellissima, appassionante partita che siamo davvero fieri di potervi offrire in diretta streaming su directasport.it e su sardegnasport.com. Grazie all'Accademia Basket e grazie ai suoi sponsor, così come vi trasmetteremo, e sarà certamente uno spettacolo, anche gara 2 mercoledì alle 20:45 in diretta dal Pala Esperia di Cagliari. Operazioni di asciugatura del parquet che vanno per le lunghe, una piccola pausa per i giocatori e anche per i cronisti messi a dura prova da questo finale incandescente. Ora è tutto pronto per la rimessa del sustento con Nicola Elia che come sempre andrà a porgere all'indirizzo di Mauro Graviano. Mauro Graviano porta il pallone ora in zona d'attacco, la palla in mezzo alle gambe, come sempre l'accoppiamento è quello con Musiu, pallone fuori per Elia, la finta e poi la partenza in palleggio per Elia da 3 punti. Nicola Elia, che canestro di Nicola Elia, gli aggettivi li ho finiti a Sin, trovateli voi. 74-71, anzi a 72, meno 2 sustento, 1:27 al termine della partita. Time out Fioretto, il Palamellano è una boggia. (7-4, 7-2, più 2 Esperia, 1:27 al termine della partita. Attaccano i Granata con Musiu. Ora il passaggio consegnato all'indirizzo di Putignano, finisce a terra Graviano, non c'è fallo, Graviano però riesce a sporcare il pallone e allora ancora in attacco l'Esperia. 14 secondi per il tiro con la rimessa dal fondo di cui si andrà a incaricare Andrea Spampinato. Il pallone che viene consegnato in questo momento al giocatore in maglia numero 1, ora Pedrazzini dall'angolo, l'errore ma c'è Vaccagiu, provvidenziale a rimbalzo per l'Esperia. Ora Musiu ancora per Putignano, attacca dal palleggio Edoardo Melis, Putignano un po' in difficoltà da 3 punti, Putignano l'errore, rimbalzo di Villani che tiene lì il pallone, attacca per il vantaggio il sustento ora con Mauro Graviano. Il blocco di Elia, Graviano va dentro, c'è il fallo della difesa, 2 liberi per Graviano, fallo di Spampinato se non ho visto male, e allora possibilità di pareggio dalla lunetta per Graviano. Tanto si alza la paletta, quinto fallo della partita, non era di Spampinato, scusate il fallo, bensì di Jonathan Putignano che allora esce dalla partita. Pedrazzini è l'unico lungo a disposizione di coach Roberto Fioretto, mentre Mauro Graviano è pronto in lunetta per riportare in parità il sustento. Prima c'è da asciugare il pallone, momento cruciale della partita, sembra di rivivere il film della partita di ritorno in regular season, quando Mauro Graviano non riuscì dalla lunetta a regalare punti importanti al sustento, e ora vuole rifarsi Mauro Graviano, giocatore di carattere, di cuore, vuole rimetterla in piedi. Primo libero per lui, sbagliato, sbaglia Mauro Graviano, ma ci sono ancora 50 secondi da giocare. Importante anche accorciare sul -1 e ci riesce Mauro Graviano. 7-4, 7-3, 48 secondi al termine. Attacca Spampinato che vuole attaccare dal palleggio, Nicola Elia poi desiste e torna in punta all'indirizzo di Musiu. Arriva Limbardi per il blocco, c'è Pedrazzini ora accoppiato con Villani, la partenza in palleggio di Pedrazzini, chiuso molto bene dalla difesa, rimbalzo di Nicola Elia, esplode il Palamellano per questo rimbalzo difensivo importantissimo da parte dei Pirati. Ora Mauro Graviano, il blocco di Nicola Elia, mano sinistra per Graviano che va dentro, c'è un altro fallo ancora
della difesa, stavolta forse da parte di Musiu, e liberi ancora per Mauro Graviano che ha l'occasione del sorpasso, ma non diciamo altro. In questo caso siamo insomma consci anche della scaramanzia che giustamente accompagna le squadre in questi casi. Mauro Graviano in lunetta con 2 liberi cruciali, quarto fallo intanto da parte di Musiu. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Marco Sassaro. Pausa per noi. Mauro Graviano è in lunetta per il Sustentus Estu. Primo libero a segno e allora parità a 18 secondi dal termine. Subito pronto un cambio per coach Marco Sassaro che manderà nuovamente sul parquet Gianmarco Fois. E ora concentrazione per il possibile sorpasso di Mauro Graviano dalla lunetta, +1 Sustentus, 75 a 74. Si è riscattato, ha scacciato i fantasmi della regular season. Mauro Graviano perfetto dalla lunetta, ora Sustentus è avanti, quasi un miracolo a questo punto della partita. Time out Fioretto. 18 secondi al termine, Limbardi a rimettere per l'Esperia, riceve Pedrazzini contro la difesa di Fabio Villani, a un passo dal recupero. C'è però il fallo di Villani che si accusa immediatamente del fallo di Villani su Pedrazzini. È solo il secondo fallo di squadra, anzi il terzo fallo di squadra del Sustentus nel corso di questo ultimo quarto. E allora non ci sono liberi, c'è una rimessa dal lato per i Granata, ancora con Limbardi a rimettere, si smarca e riceve Andrea Spampinato contro 2 avversari. Fallo di Nicolelia che andava a cercare il pallone. Ora è il quarto ovviamente di squadra per i Pirati. Dal prossimo fallo si andrà a tirare. Per il momento c'è un'altra rimessa dal fondo, ancora con Limbardi, e stavolta il time out lo chiama coach Marco Sassaro. 12 secondi, 6 decimi al termine. Limbardi va a rimettere in gioco per l'Esperia, la ricezione da parte di Musiu. 7-5, 7-4 e il punteggio per il Sustentus. Ora in allontanamento Pedrazzini col fade away. Esperia nuovamente avanti, fallo su Graviano, fallo di Limbardi e Graviano ancora in lunetta a 3 secondi dal termine. Sta succedendo di tutto. Pedrazzini ha trovato un canestro spettacolare in allontanamento a 3 secondi dal termine, anzi a 5 secondi dal termine, e poi fallo di Limbardi che sgambetta forse in maniera involontaria Graviano. E allora Mauro Graviano ancora dalla lunetta, ancora lui può riequilibrare la partita. A segno Mauro Graviano, parità a 76, sospiro di sollievo collettivo al Palamellano. Ancora Graviano, ora per il vantaggio. Graviano sbaglia il secondo, tocca Limbardi che rischia un incredibile autocanestro. Ancora un decimo da giocare, pugno sul tabellone di Pedrazzini. Insorge una parte del pubblico, rimessa, vediamo per chi, rimessa per il Sustentus. Un decimo al termine, al termine del match, e anzi un cambio ora per poi non ci sono più time out e allora si continua a giocare. Sustentus che ha trovato su questo campo già un canestro con Passaretti a un decimo dal termine del corso di gara 1 con Sinna, e stavolta non arriva il miracolo. E allora overtime al Palamellano. Non sono bastati 40 minuti di gioco per eleggere un vincitore. 76 a 76 il punteggio. Ora le squadre vanno a prendersi un po' di pausa, ci prendiamo anche noi un po' di pausa, ne abbiamo di bisogno. 2 minuti di sosta, poi torniamo in diretta. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Palamellano di Sestu. Pedrazzini, Spampinato, Limbardi, Musiu e Vaccargiu in campo per l'Esperia. Dall'altra parte per il Sustentus Nicola Elia, Fabio Villani, Mauro Graviano, Mirko Pilo e Gianmarco Fois. Iniziativa personale da parte di Spampinato che va dentro ad attaccare forte la difesa del Sustentus. Trova il fallo, il primo nel corso di questo overtime per il Sustentus, quinto fallo
Quinto fallo in particolare commesso da, vediamo chi, si tratta di Gianmarco Fois che deve abbandonare la contesa. Quinto fallo di Gianmarco Fois, torna sul parquet allora Mauro Passaretti per il sustento. Primo libero a segno per Andrea Spampinato che riporta avanti l'Esperia sul 77-76. Ancora una chance per Andrea Spampinato che dopo un sontuoso primo tempo è andato un po' a calare nel corso della ripresa, a cui sbaglia il secondo libero. Bel rimbalzo da parte di Graviano che porta ora il pallone in attacco. Graviano dal palleggio vuole attaccare Musiu, la finta, il passo d'incrocio, gli sporca però il pallone alla difesa. Allora riparte Pedrazzini che però perde la maniglia. Mirko Pilo in sottomano a segno per il controsorpasso su Stentu, ora sul 78-77, 4:20 al termine dell'overtime. Dal palleggio Musiu, il blocco di Limbardi che taglia dentro, Musiu da 3 punti, Musiu, primo ferro, rimbalzo di Villani, controllato poi in un secondo momento da parte di Nicola Elia. Allora Nicola Elia può ancora imbastire un'azione offensiva da parte del sustento, la finta, il passaggio per Graviano, ora il pallone di ritorno per Nicola Elia accoppiato con Spampinato, spalle a canestro. Nicola Elia vuole inventarsi qualcosa, serve il taglio di Graviano che alza la parabola e va a segno per il massimo vantaggio il sustento sull'80-77. Sale ancora il livello dei decibel al Palamellano, ora con Vaccargiu che si propone, non riceve, riceve invece Pedrazzini. Bel alto basso qui tra Spampinato e Pedrazzini, 2 punti facili che permettono all'Esperia di tornare sotto di 1 sull'80-79. Ora Graviano dal palleggio, c'è Villani, si propone in post, Passaretti non riceve, ora sale per il blocco Nicola Elia, ancora Graviano, mano sinistra, il pallone fuori per Elia da 3 punti, Nicola Elia da 3 più 4 su Stentu, 83-79, 3 minuti 6 secondi al termine. Esperia ora che deve inseguire 4 lunghezze, mentre Musiu attacca accoppiato con Graviano, esce dai blocchi Pedrazzini che prova ad attaccare il pitturato, qui arriva la stoppata da parte di Passaretti e poi la fuga in contropiede, a segno anche Graviano. Il Palamellano esplode per il più 6 su Stentu, 85-79, sembrano averne di più ora i pirati. Spampinato però non è d'accordo qui, gran partenza di Spampinato, che canestro da campione di Andrea Spampinato che è andato via con la tecnica sontuosa che lo contraddistingue. Ha trovato il canestro del nuovo -4 Esperia, partita ancora lunghissima, è caduto Andrea Spampinato che ha battuto la parte bassa della schiena, si rialza fortunatamente senza problemi Andrea Spampinato che viene applaudito da tutto il pubblico del Palamellano in maniera assolutamente sportiva. Anche coach Marco Sasso è andato subito a soccorrerlo, si asciuga ora il parquet. Cambio in campo, almeno questa sembrava la segnalazione, anzi non è così conciliabolo tra gli arbitri. Tutto pronto ora per la ripresa del gioco, -4 ora l'Esperia con Musiu che va a caccia di questo pallone, riesce tuffandosi a recuperarlo ma lo recupera di nuovo Graviano che commette infrazione di passi. È successo di tutto con Musiu che è andato a lanciarsi con una foga agonistica spettacolare su questo pallone, lo ha recuperato, lo ha controrecuperato poi Mauro Graviano che è andato però a commettere infrazioni di passi. E allora attenzione a dare per morta l'Esperia che è ancora lì sotto di 4, 85-81, palla in mano per i Granata, ora con Spampinato, Musiu, Pedrazzini, Limbardi e Francesco Vaccargiu. Dall'altra parte invece per il sustento ci sono Mirko Pilò, Fabio Villani, il capitano, assieme a lui anche Mauro Graviano, Mauro Passaretti
Nicola Elia per il sustento. Ora Francesco Musiu provvede ad asciugare il parquet, a eseguire invece la rimessa sarà Andrea Spampinato, protagonista del gran canestro realizzato in precedenza. Il pallone dietro la schiena in mezzo a due avversari e poi l'appoggio morbidissimo da sotto. -4 Esperia, 85-81, 2:16 al termine di questo overtime, partita infinita al Palamellano di Sestu. Directasport.it e sardegnasport.com sono appunto in diretta dal Palamellano di Sestu, gara 1 della finale del campionato di Serie C Silver. Tutto pronto finalmente per la ripresa del gioco, con il pallone che viene consegnato all'indirizzo di Andrea Spampinato, la rimessa all'indirizzo di Francesco Musiu che chiama lo schema. Ora sale Pedrazzini per il blocco, il pick and roll tra Musiu e Pedrazzini, trova il corridoio, ma Francesco Musiu, scusate, canestro del -2 Esperia, 85-83. Ora Graviano, il crossover di Graviano fino in fondo, sbaglia ma recupera il rimbalzo. Ora Graviano che sbaglia però anche dopo il rimbalzo d'attacco. Allora l'Esperia che torna in attacco per la parità o per il possibile controsorpasso. Musiu dal palleggio, sale Limbardi che riceve in questo istante. Ora Spampinato fuori dai blocchi, c'è Vaccargiu, riceve Spampinato, partenza con la mano sinistra, arresto del tiro di Spampinato, l'errore, ma lotta a rimbalzo, recupera il pallone Spampinato che sbaglia ancora, rimbalzo di Musiu, fallo di Villani su Musiu e ci saranno liberi allora per Francesco Musiu, colpito da Villani, fallo del capitano del sustento, e allora potrà andare in lunetta Francesco Musiu per la nuova parità a quota 85. Ricordiamo che il sustento ha avuto anche 6 lunghezze di vantaggio nel corso di questo overtime. Primo libero assegno per Francesco Musiu, allora -1 Esperia sull'85-84, ancora un libero per Musiu che sbaglia però il secondo rimbalzo, ma solo per un attimo da parte di Limbardi. Ora il pallone all'indirizzo di Mauro Graviano che può organizzare una nuova azione d'attacco per i Pirati. Ora riceve Nicola Elia, la finta di tiro, il pallone per Graviano che ha tantissimo spazio, decide però di non tirare. Ora Villani, lo scarico per Passaretti, il passaggio di Passaretti sotto per il canestro di Fabio Villani, ossigeno puro per il sustento che torna sopra di 3 quando siamo entrati nell'ultimo minuto dell'overtime. 87-84, Musiu fuori per Pedrazzini da 3 punti, Pedrazzini cortissimo, ma Limbardi viene dimenticato dalla difesa e allora Spampinato sotto ancora da Pedrazzini, fermato il gioco, fallo di Graviano per il sustento, le proteste da parte di Mauro Graviano e allora liberi per Maurizio Pedrazzini, quinto fallo di Graviano, tegola anche per coach Marco Sassaro, esce Mauro Graviano, sul parquet c'è Luigi Cabriolu per il sustento con Nicola Elia che verosimilmente a questo punto della gara andrà ad assumersi le responsabilità insomma del playmaking in cada sustento. Segna il primo libero e riporta l'Esperia sul -2. Maurizio Pedrazzini, 2 su 2 per Maurizio Pedrazzini, 86-87, sempre più 1 per il sustento, mentre attacca Nicola Elia dal palleggio, sale Passaretti per il blocco, il giro sul perno da parte di Nicola Elia, sempre accoppiato con Spampinato che ora difende bene, mano sinistra per Elia, c'è tantissimo spazio fuori per Villani che riceve da 3 punti, Villani, airball di Villani, ma c'è ancora il salvataggio di Passaretti che però consegna il pallone all'indirizzo di Vaccargiu e allora Esperia in attacco per il sorpasso, ora con Musiu, il palleggio di Francesco Musiu contro Mirko Pilo, finisce a terra Pilo, rischia lo sfondamento Musiu, ora Spampinato, c'è il fischio arbitrale, fallo della difesa, fallo di Nicola Elia probabilmente, anzi fallo di Mauro Passaretti e liberi
per l'Esperia con il secondo fallo personale da parte di Mauro Passaretti. 4 secondi al termine, momento decisivo della partita. Esperia in lunetta con 2 liberi. Per il possibile sorpasso. L'ex di giornata, forse il più atteso, Andrea Spampinato, protagonista di tante battaglie in maglia Sustentu. Ora l'occasione per impattare dalla lunetta, ma sbaglia il primo tiro libero e il boato del Palamellano sottolinea il suo errore. Ancora Spampinato, il pallone che danza sul ferro e poi entra, e ancora a parità, 87, 4 secondi. Qui Elia butta inopinatamente il pallone e Esperia che ha 1 secondo e 7 decimi ancora per attaccare. Time out in campo. Qui Spampinato rischia di mandare ancora la partita al secondo overtime, parità quota 87 come abbiamo detto. 1 secondo e 7 decimi al termine del primo overtime. Musiu a terra con i crampi. Time out in campo, piccola pausa per noi. 1 secondo e 7 decimi per l'Esperia che cerca il tiro della vittoria con Musiu contro 2 avversari, manda per aria il pallone, non riesce però a trovare la via del canestro. E allora ancora un overtime al Palamellano di Sesto, 87-87 il punteggio, 5 minuti supplementari ancora. Adesso 2 minuti di sosta anche per noi e poi torniamo ancora in diretta. 45 minuti non sono bastati, allora si continua a giocare al Palamellano di Sesto, 87-87 tra Sustentu Sestu ed Esperia Cagliari in questa gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silver. Qui partenza in palleggio da parte di Cabriolu, canestro che però non è valido da parte dell'ala classe 1999 del Sustentu. Le proteste di coach Marco Sassaro, è inflessibile però il signor Luciano di Calasetta, dovrà accontentarsi di 2 liberi l'ex giocatore dell'Olimpia Cagliari Luigi Cabriolu, che è già pronto in lunetta per 2 tiri liberi. Ricordiamo che il Sustentu non ha più a disposizione Mauro Graziano, uscito per 5 falli nel corso del primo supplementare. Errore col primo libero da parte di Cabriolu, errore anche col secondo, rimbalzo di Limbardi che consegna poi il pallone all'indirizzo di Musiu. Musiu cerca e trova Vaccargiu, arresto e tiro di Vaccargiu, primo ferro però solamente per lui, e allora Nicolelia recupera il pallone e lo porge all'indirizzo di Villani che poi glielo restituisce. Ancora Nicolelia a lavorare dal palleggio, andrà lui a gestire tutti i possessi offensivi del Sustentu da 3. Nicolelia, secondo ferro, lotta a rimbalzo, Cabriolu non riesce ad arrivare sul pallone, il rimbalzo di Spampinato che rischia tantissimo sulla pressione di Luigi Cabriolu. Ancora la pressione, 8 secondi, paga grandi dividendi qui la pressione di Mirko Pilo e di Luigi Cabriolu, molto bravi in questo caso a mandare in panne i portatori di palla dell'Esperia. Coach Roberto Fioretto corre i ripari, esce Vaccargiu, torna in campo Salone, tornerà sul parquet anche Edoardo Melis per il Sustentu. Non è tornato in campo nemmeno Alessandro Secchi nelle fila del Sustentu, evidentemente il dolore al ginocchio destro è troppo forte per lui. Fabio Villani intanto è pronto a rimettere in gioco
il pallone, si smarca Luigi Cabriolo che riceve in questo momento. Luigi Cabriolo prova ad attaccare Limbardi, si va fuori però da Mirko Pilo, accoppiato con Salone. Ora Mirko Pilo si prende la responsabilità del tiro da 3 punti, lo sbaglia velocissimo, però recupera il pallone vagante Luigi Cabriolo. Sono queste le giocate che gli chiede il suo allenatore e forse è entrato finalmente in partita Luigi Cabriolo. Qui c'era tantissimo spazio per il tiro da 3 punti di Mirko Pilo, errore da sotto di Cabriolo, recupera il pallone Limbardi, poi Musiu che fa partire una nuova azione offensiva per l'Esperia, qui a un passo dall'anticipo Cabriolo. Ora c'è Spampinato, Pedrazzini vuole la ricezione profonda, siamo fuori con Salone da 3, Salone l'errore, rimbalzo da parte di Nicola Elia, fondamentale quest'oggi anche sotto le planche, recupera il pallone. 3:20 per chiudere questo secondo overtime al Palamellano di Sesto. Nicola Elia in mezzo alle gambe, è accoppiato con Spampinato, arriva il blocco di Edoardo Melis che poi taglia dentro, fuori per Mirko Pilo, accoppiato con Salone. Ora Mirko Pilo cerca la soluzione personale, va dentro, fallo della difesa, 2 liberi per Mirko Pilo, fallo probabilmente commesso da parte di Limbardi, è così, fallo da parte di Limbardi e dovrebbero esserci liberi, è così per Mirko Pilo, che potrà dunque sbloccare il punteggio nel corso di questo secondo supplementare al Palamellano di Sesto. Primo libero a disposizione, tiratore mancino Mirko Pilo, il silenzio del Palamellano per favorire la sua concentrazione, sbaglia però il primo tiro a cronometro fermo. Mirko Pilo, ex giocatore tra le altre del Sant'Orsola Sassari, è arrivato nel corso di questa stagione a rinforzare il Sustentu Sestu. 1 su 2 per lui e arriva in un modo o nell'altro il vantaggio del Sustentu sull'88-77, il blocco di Pedrazzini, poi Musiu, lo scarico per Limbardi, fuori per Spampinato, ancora Limbardi, la partenza in palleggio, bella palla dentro per Salone, però gli sradica la sfera Nicola Elia che è già dall'altra parte, ancora Nicola Elia, mano sinistra, sotto per Edoardo Melis, 2 punti, si fa trovare pronto con il canestro da sotto misura dopo lo scarico del compagno Edoardo Melis, che poi va a commettere il fallo che manderà in lunetta il suo diretto avversario. Si tratta in particolare nella circostanza di Francesco Musiu, 90-87 più 3 Sustentu. Musiu in lunetta per riportare sul -1 i Granata. Cambio in campo, è uscito Edoardo Melis, probabilmente gravato di 5 falli, anzi problema al ginocchio, non erano 5 falli, problema al ginocchio per Edoardo Melis, costretto a uscire, ha sofferto tanto nel corso della stagione, problemi al ginocchio Edoardo Melis, purtroppo costretto a uscire, stava giocando molto bene. Qui Musiu a segno col primo libero, a segno anche col secondo, riporta l'Esperia sul -1, 2:35 per chiudere il secondo overtime. Ora Fabio Villani dal palleggio, chiamato lo schema, e lui a gestire questo possesso offensivo del Sustentu. Arriva il blocco di Passaretti, ora fuori per Nicola Elia, ancora Mauro Passaretti che porta il blocco, gli sporca il pallone Francesco Musiu. Ora Mirko Pilo, arresto e tiro contro la pressione di Salone, si inventa un canestro incredibile, Mirko Pilo che porta il Sustentu nuovamente sul +3, 92-89, 2 minuti alla chiusura di questo secondo overtime. Ora Salone attacca il pitturato, fuori per Spampinato, va dentro Spampinato, la difesa di Nicola Elia che è irregolare secondo gli arbitri. Non è d'accordo Elia, non è d'accordo coach Marco Sasso. 2 liberi per Andrea Spampinato a 1 minuto e 55 secondi dal termine del secondo overtime. Intanto quarto fallo anche per Nicola Elia, che si deve davvero controllare a questo punto. Sale altissimo il livello dei decibel per disturbare l'esecuzione di Andrea Spampinato, che sbaglia il primo libero. Errore sanguinosissimo per Andrea Spampinato, che avrà un'altra chance. Ora
Luigi Cabriolu che è passato davanti a Spampinato, non sappiamo se con o senza malizia. Secondo libero per Spampinato, il secondo va dentro e allora -2 Esperia, 92-90, il pallone per Villani al piccolo trotto, poi ancora in direzione di Nicola Elia. Nicola Elia, il giro sul perno, vuole attaccare Spampinato, la palla in un angolo per Cabriolu da 3 punti, il pallone sul secondo ferro, rimbalzo importante di Pedrazzini e poi Musiu dal palleggio, chiamato lo schema da parte del playmaker dell'Esperia che va dentro a tutta velocità, non arriva l'aiuto, anzi arriva in ritardo da parte di Mauro Passaretti e 2 liberi allora per Musiu, rimbrottato Passaretti da Nicola Elia. Musiu in lunetta nuovamente per il pareggio, scusate. Terzo fallo personale da parte di Mauro Passaretti e 2 conclusioni a cronometro fermo per Francesco Musiu. 1 minuto e 30 al termine del secondo overtime, più 2 su Stentu sul 92-90. Musiu in lunetta, come detto, può portare in parità l'Esperia ma sbaglia il primo libero, errore allora per il playmaker in canotta numero 2 dell'Esperia, segna invece il secondo, 91-92, 90 i secondi ancora da giocare nel corso di questa partita. Il passaggio all'indirizzo di Luigi Cabriolu, si fa vedere Passaretti che poi sale per il blocco, ancora Cabriolu che attacca il pitturato, va dentro Cabriolu, non trova il canestro ma recupera il rimbalzo, qui forse c'era un fallo su Luigi Cabriolu, non è così secondo gli arbitri, c'è invece l'infrazione di passi per il giovanissimo classe 1999 del Sustentu e allora Esperia che torna in attacco con il pallone del controsorpasso. 92-91, -1 per i Granata, 1 minuto e spiccioli da giocare nel corso del secondo overtime, si va dentro da Pedrazzini che attacca Villani, fallo di Villani e 2 liberi per Pedrazzini che comunque avrà dalla lunetta l'occasione per portare avanti l'Esperia. Quinto fallo anche di Villani e allora si complicano sempre più le rotazioni di coach Marco Sassaro. Ora sul parquet c'è Gabriele Calandra con la canotta numero 20, gesto di stizza di Fabio Villani che ovviamente conosciamo bene, a questo punto della partita non avrebbe mai voluto lasciare soli i suoi compagni. È arrivato il canestro della parità intanto da parte di Pedrazzini e sorpassa l'Esperia allora sul 93-92, 55 secondi al termine di questa partita infinita al Paramellano di Sestu. Il palleggio di Nicola Elia fuori per Gabriele Calandra e poi Mirko Pilo che prova ad andare dentro, fallo di Salone sull'iniziativa di Mirko Pilo e allora 2 liberi anche per Mirko Pilo chiamato in lunetta. Mirko Pilo. Siamo giunti ovviamente a una fase della partita in cui gli errori non sono ammessi. Mirko Pilo che sbaglia, però con la mano destra Mirko Pilo che è tiratore destro e non mancino, come ho detto in precedenza confondendomi con Andrea Spampinato. Secondo libero invece a segno per Mirko Pilo e allora nuova parità, stavolta quota 93, 38 secondi al termine, il blocco di Limbardi per Musiu, vola a terra Pilo e poi c'è il recupero per Nicola Elia lanciato in contropiede, Cabriolu fermato col fallo di Musiu, 2 liberi per Cabriolu che può riportare avanti il Sustentu a 28 secondi dal termine, quinto personale anche da parte di Musiu, 2 liberi per Cabriolu, liberi pesantissimi
per il giocatore in canotta numero 24. 28 secondi al termine, come detto, e siamo ancora in parità a quota 93. Silenzio per la concentrazione di Luigi Cabriolo. Errore col primo libero di Cabriolo, solo secondo ferro per la disperazione di compagni, pubblico e staff tecnico. Avrà ancora una occasione. Sbaglia anche il secondo, pesa troppo il pallone a questo punto della partita per il 17enne talento del Sustentu. E allora l'Esperia prova ad approfittarne con Spampinato dal palleggio accoppiato proprio con Cabriolo, lo attacca Spampinato, va dentro, perde però il controllo del pallone e allora altro recupero per il Sustentu a 10 secondi dal termine. Time out in campo, piccola pausa per noi. 10 secondi al termine del secondo overtime. Nicola Elia, l'uomo dei miracoli. San Nicola Elia vuole gestirla lui, va dal palleggio contro Spampinato, spalle a canestro. Nicola Elia si prende il tiro. Elia a segno, 7 decimi al termine. Nicola Elia ha fatto un altro miracolo. San Nicola Elia, dopo Sinnai, ancora un altro miracolo. Che canestro di Elia, esplode il Palamellano, succede di tutto. Time out Fioretto a 7 decimi dal termine. San Nicola Elia ha portato avanti il Sustentu, sono 95-93 a 7 decimi dal termine, ma c'è spazio per la preghiera dell'Esperia, non riesce Vaccargiu e allora finisce qui. Sustentu fa sua gara 1 della finale playoff del campionato di Serie C Silver, battuta dopo 2 overtime, una bellissima Esperia, 95-93 il finale, tutti in campo per festeggiare questa vittoria del Sustentu. Nicola Elia ancora protagonista come era stato a Sinne, come era stato 1000 volte nel corso di questa stagione. Ora cambio microfono. E allora cambio microfono eseguito. Andiamo a sentire a caldo le dichiarazioni dei protagonisti. L'ha decisa Nicola Elia e ora il nostro Alberto Tosini giustamente inquadra la festa dei pirati. Io mi metto in attesa dei protagonisti, andremo a sentire i due coach, andremo a sentire coach Marco Sassaro, coach Roberto Fioretto per quanto riguarda l'Esperia e magari anche Nicola Elia che ha deciso questa partita. Sfila anche il professor Cordeddu, visibilmente soddisfatto, presidente ovviamente di Accademia Basket, molto felice di questo successo. Allora l'esultanza e io vado a cercare coach Marco Sassaro, travolto dall'entusiasmo. Coach, ce la fai a darmi 2 battute a caldo? Sei ancora travolto dalle emozioni? Va giustamente a ringraziare i suoi ragazzi. Coach Marco Sassaro, gli abbracci, potete vedere c'è anche San Nicola Elia, lo andremo a sentire dopo. E allora San Nicola Elia, dopo Sinna e quest'oggi ancora di più, cosa ti sei inventato? Non lo so, io non ho più parole per descrivere. Cosa ti è venuto in mente a pochi secondi dal tempo? Non lo so, vabbè, quella forse era la scelta più scontata, che dovessi tirare, poi che dovessi segnare è tutta un'altra cosa, però niente, non potevamo fare peggio di come avevamo fatto i primi 2 quarti, per demeriti nostri ma per grandissimi meriti loro, perché avevano meritato quel vantaggio giocando una pallacanestro bellissima. Probabilmente a un certo punto
avrei detto forse rubavamo qualcosa vincendo la partita, perché loro erano stati più bravi. Però è anche vero che la partita dura 4 quarti, oggi ne è durata molti di più. Noi siamo stati bravi a crederci, ci è andata bene perché ci vuole anche un po' di fortuna, oltre che il cuore, determinazione, orgoglio per fare queste rimonte. Però è solo il primo atto di una finale che, se avessi dovuto scrivere un testo, sarebbe stato questo. Credetemi, indipendentemente che fosse vinta o persa, penso che sia stato uno spot per questo campionato e sono contento che l'abbiano fatto queste due squadre, perché meritano tutto quello che hanno fatto. Si parlava di titolo platonico, però ve ne siete date di santa ragione dall'inizio alla fine. Assolutamente, il titolo è platonico, però se voi venite qua d'estate, i giovanotti, io, Pedrazzini, giochiamo, ma non vuole perdere nessuno e non c'è niente in palio, neanche la birra, però non vuole perdere nessuno, è giusto che sia così, per onorare il campionato e per onorare noi stessi. Adesso a maggior ragione i vecchietti devono cercare di recuperare, perché fra 3 giorni si gioca di nuovo con 2 overtime sul groppone, tra l'altro. Non mi ci fa pensare. Sarei da domani. Ma la notizia, ero contento per aver segnato l'ultimo canestro, adesso mi hai fatto la serata. profondare nel disastro. Grazie mille Nicola, complimenti, veramente. San Nicola Elia, ormai ti abbiamo ribattezzato così. Senza gli altri non ci saremmo arrivati al finale, quindi va bene, il merito sempre di tutti. Doverosissima precisazione. C'è il coach Marco Sassaro, che però si è allontanato proprio in questo istante, vediamo se lo riesco a recuperare. Coach Marco Sassaro che va a bere un pochino d'acqua, poi sarà disponibile ai nostri microfoni. Non vedo più coach Roberto Fioretto, ci farebbe molto piacere averlo ai nostri microfoni. Coach Marco Sassaro, alla faccia del titolo platonico. No, Commento libero. una cosa mi fa estremamente piacere, lo commentavo con Francesco Musiu in campo quando mancavano 3 minuti. Francesco mi ha detto: coach, volevi una partita che fosse uno spot per questo gioco? È stata una... Vabbè, è chiaro che io ne vedo il lato, no? Vedo la faccia della medaglia più luccicante. Abbiamo fatto una partita da accademia, soltanto però dal 21esimo in poi. Prima una grandissima Espedia, proprio con Grandissima Esperia o male l'Accademia in difesa? Riusciamo a trovare magari il limite tra le due cose. vabbè, con una partita del genere, cioè è come se dovessimo poi ribaltare al secondo tempo e fare la domanda al secondo tempo se è tutto merito. No, penso che sia stata una bella partita, è da quello che secondo me dovevamo richiedere a queste due squadre, sia io che il mio collega l'abbiamo fatto, credo, in pieno rispetto delle regole sportive e soprattutto del fatto che realmente ne godesse lo spettacolo. Ma è una partita, ripeto, queste due squadre che hanno veramente tanti meriti si troveranno fra 3 settimane a giocare tante di queste partite, speriamo tante di queste partite per tutti e due. Come andrà questa serie adesso è poco, penso che poi tutti quanti vogliono vincere, però veramente arriva dopo la sportività e la lealtà con cui si è giocato. Io francamente, come dicevo col playmaker avversario, cioè ci stavamo divertendo al di là di tutto, in una partita che è stata fisica, è stata con una bella valenza tutte e due le squadre. Il rammarico, la grande rabbia da quella dell'inizio che abbiamo fatto, però l'Espedia ha un impatto fisico con questo nuovo format, no? Con Spampinato, Pedrazzini e Putignano, è veramente una taglia fisica ingombrante, e oltretutto tutti i giocatori che possono fare canestro dal perimetro come nella profondità. E noi siamo stati bravi perché credo non fosse facile, dopo aver rinunciato a Secchi per tutta la partita, riuscire a raddrizzare un -24, non credo, e soprattutto riuscire a interrompere il flusso Espedia, che era veramente un flusso fatto di un gioco molto molto piacevole, oltre che redditizio, perché poi chiaro che quando le percentuali si sono abbassate
l'Espedia ha fatto 50 punti nei primi 2 quarti, poi ne ha fatti 43 nei successivi 30 minuti. Chiaro che qualcosa è successo anche al nostro attacco nel frattempo, no? Che è salito a fare quasi 70 punti in 30 minuti di gioco. Va bene così, palla già dimenticata, adesso domani iniziamo ad allenarci e poi mercoledì speriamo sia un'altra partita di questo tipo. Speriamo sia anche un altro spot per il basket locale, ma non abbiamo motivo di dubitare. No, secondo me no, te lo dicevo nella preview, cioè ci sono veramente tanti motivi di rispetto e stima che secondo me non sono stati traditi nemmeno dall'agonismo, quindi va benissimo così. Grazie mille coach, complimenti ancora per questa vittoria. Allora ci cerchiamo un altro ospite, stavolta di Casa Esperia. Chiedo se c'è coach Roberto Fioretto, è a ridosso degli spalti, allora lo vado a chiamare per commentare anche con lui questa partita. Ci raggiungerà tra qualche istante anche il coach Roberto Fioretto, tecnico dell'Esperia. Coach, dicevamo insomma che il titolo regionale era platonico, lo dicevamo anche insomma qualche settimana fa. In realtà i ragazzi sul campo se le sono date di santa ragione, è stata prima di tutto una bellissima partita, un bello spettacolo. Beh sì, spero che almeno sotto questo aspetto sia stata divertente per chi l'ha vista, per noi un po' meno perché abbiamo perso, però è solo il primo round, quindi adesso pensiamo già alla seconda. Primi 2 quarti spettacolari, poi nel secondo tempo probabilmente l'aggressività dell'Accademia vi ha un po' sorpreso. Cosa è successo? Sì, siamo rimasti troppo sulla loro aggressività, abbiamo perso un po' di lucidità e quindi non siamo più arrivati a fare buone scelte. Questo piano piano ci ha pagato, poi loro sono stati molto bravi a rimanere sempre in partita anche dopo il gap dei primi 2 quarti. Così, la testa è un po' particolare, quando va tutto bene giochi a 50 cm dal pavimento, quando si inceppa si blocca tutto. Immagino che la rabbia dopo una sconfitta del genere sia il primo ingrediente per preparare gara 2 adesso. No, beh, certo, adesso quello che dobbiamo fare è trasformare questa rabbia in pallacanestro che sia positiva. Quello che ho detto ai ragazzi è dobbiamo rimanere sui primi 2 quarti, cercare di dimenticare, anzi no, di ricordare quello che abbiamo fatto di sbagliato nel terzo e quarto quarto per cercare di non ripeterlo in gara 2. Grazie mille coach Roberto Fioretto, ci rivedremo ovviamente mercoledì per raccontare la gara 2 di questa finale del campionato di Serie C Silver. Vi ricordo il punteggio finale: il Sustentus Estu ha battuto l'Esperia Cagliari con il punteggio di 95-93 dopo ben 2 overtime, decisivo un canestro praticamente sulla sirena realizzato da Nicolelia. Io ringrazio Alberto Tosini che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa partita e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a